E vecchio. It'd be like floating in space with no helmet. You two look great, but I would be jealous. Wish I could just say I can't help it. I wouldn't know just what to say if I saw you today. I wished you would beg me just to take you back. Keep forgetting
how it all went bad. Start regretting ending it so fast, fast. I take my pride and throw it all away. What's the harm in one more heartbreak? I tell myself you're worth all the pain, and maybe this time around won't be such a mistake if I saw you today. Ci dovremmo essere? Mi senti, vecchio? Sì, ci siamo. Ok. Eccoci qua. Vecchio, siamo in finale. Siamo in finale, Beppe. Porca puttana, che sofferenza. Cioè, Lecce ha sbagliato un rigore all'80°. Mamma Ma mia. volevo capire, se volessi Dimmi. vedere tipo la Reyer che è in partita tipo sul PC, dove cazzo posso vederla? Adesso mi fai una domanda un po' curiosa. Non lo so, aspetta che metto lo schermo intero, che se no... Se vediamo se c'è qualcuno. Mamma mia. Non ho parole, veramente, te lo giuro. Ho sofferto più che... Vediamo chi c'è. Oh, Grazie Luca, grazie, grazie. grazie caro. Madonna, ho fatto veramente, cioè, ho sofferto più della partita del Milan, veramente, perché... Bella Morgan, ciao caro, ciao. Ciao, ciao. C'è su qualcosa Morgan intanto? è un utente del canale del Malla. Ecco Francone, ecco, oh, vocina. C'è vocina, ragazzi. È lunedì, che gioia, No, non ho capito. grossa pure sul culo con la sciarpa giallorossa. Chi è Elia? Sono io. Sono io, no, compagnia. sono io. Io sono Sono Elia, io. io sono Elia. Sono io. Sono io. Tanto guardate cosa No, mi abbiamo qua domando, dietro. Scusate, no, Luca, scusa mi un domando, attimo. Cioè, Sì. scusa le due magliette che abbiamo di là per questa, Sì, per questa finale, cioè non so. Ah, è vero, Francone, hai ragione, la vocina più bella, ecco, lui è la vocina più bella della maglietta, squadra. Morgan. Lui è la vocina più bella della squadra, dello zoccolo duro. Ah, giusto. Una Ho capito chi è. una vocina meravigliosa. Luca, mi fai sapere se posso vedere la Reyer da qualche parte sul computer, sul PC? Luca, Tipo in mi streaming? spieghi come possiamo bannare il bot della Twitch? Mamma mia. E siamo qua, ragazzi, siamo qua a capire il perché il Venezia è in finale. Perché... Oh, la telecronaca, vecchio, Stefan Schwok, una merda. Ah, Rai Sport, vabbè, tranquilla, proprio così. Ma vecchio, ma Stefan Schwok, una cosa... Ti ricordi che io a Campiglio l'ho trovato e non mi ha fatto l'autografo nel 98? Sì. Ecco, ma contro il Venezia, tutto a favore del Lecce, addirittura alla fine si è lasciato scappare, mi dispiace per il Lecce. Cioè, una roba... Piccolo uomo. Una roba vergognosa, insomma. Cioè... Sì, se scrivo Rai Sport, però è difficile che lo trovo con Rai Sport. È Venezia Cittadella, per noi è un derby, ragazzi, se veramente, perché insomma il Monza deve perdere, cioè deve vincere 4-0, la vedo duretta. Però sarebbe bello, insomma, un derby che possiamo vincere, anche perché il Venezia ha il vantaggio della classifica, quindi ci basta pareggiare. Il problema è che perdere con i padovani, spero di no, insomma. Sono tosti però, sono tosti. Io vivo a Monza, Monza, tanto vabbè, Monza, insomma, c'è Galliani e Silvio, quindi chiaro che mi dispiace, però preferisco incontrare il Cittadella che il Monza, sinceramente. Beh, Vicentino Stefan Schwok, Malla, Luca. Mi sembra di sì. Ah, pensa a te, ecco, non sapevo neanche. Comunque, per questa, visto che mi ricollego anche alla precedente, per questa semifinale, comunque già per noi un traguardo incredibile, volevo, come si dice, dare il numero di carta di credito del bot, così... Come sempre. Ormai questo numero di carta di credito ce l'ha chiunque. Bene. 4037 2580 9918 8215, codici dietro 082, intestato Perfetto.
intestato a Jason Bodem Moa, il secondo cantante di Marghera. Perfetto. Ovvio. Mi raccomando, metteteci i soldi, ma non prendeteli perché tanto non c'è niente. Deve averla chiusa a Vicenza. Sai che non No, mi ricordavo proprio. sì, ha giocato anche al Napoli, aveva fatto bene in Serie B, però cazzo, in montagna, gli chiedo l'autografo nel 98, che insomma eravamo l'anno che siamo andati su con la Salernitana, che fatalità la Salernitana è tornata in Serie A quest'anno, quindi abbiamo tante cose dove ci possiamo sperare, però non faccio autografi, ma vaffanculo, avevo 10 anni, Dio Cristo, un bambino veneziano col cappellino vecchio, era col cappellino. Col tuo cappellino. Lo so, ma tanta gente così, Secondo dopo solo Oliver Scardi. Sì, c'è prima lui effettivamente, il Sir. No, fuori nomi, no, fuori nomi no. Al massimo il body non possiamo fare i nomi, anzi dai, te lo farò in privato, Luca. Anche perché la persona che conosciamo, conosci anche tu, quindi sì. non possiamo. Non possiamo perché poi rischiamo anche grosso, perché comunque una persona molto influente nel panorama mondiale. Mi ricordo un'intervista della Maionchi che a un certo punto ha detto Tiziano o lui? È dura, ragazzi, è dura. Sì, e dopo si lascia dare con un vaffanculo. Sì. Te lo dirò in privato, Luca, volentieri. E ti racconterò magari gli aneddoti, il perché di questo meme, ecco. Comunque, vecchio, come sempre, tu chatti, parli con uomini belli, c'è poco da fare, eh? Con chi chatto di uomini belli? A parte che io ho solo uomini belli. No, che Malmalla, scusa. Vabbè, certo, scusami, scusa un attimo. Perché non hai visto anche Morgan? Che io sono sul canale Telegram. Che per chi ci sta seguendo, mi raccomando, seguite il Malla. Ma Morgan chi? Ma quello ma con Bugo? No, Morgan che è senza buco, è Morgan Fogg. Ah, ok. È senza buco lui, senza buco. Hai visto, mi sono tirati i capelli e mi è cresciuta la testa. Ti ho cresciute le orecchie ma non si vedono perché le cuffie. Che bello che sei bellissimo. Anche perché vi assicuro che la stanza del Bode è molto grande, più grande anche della mia, però sembra piccola, non si è capito. Sì, ci sono io che la copro tutto. Bode, ma quella volta è vero che abbiamo misurato la tua scatola cranica dai 5 ai 10 metri? Sì, ma vuota, però è quello il bello. No! È così, ma è vuota, è completamente vuota. E quello è il bello, la cosa figa è proprio che è vuota completamente. Sì. Ascolta, cosa vogliamo fare? Io comunque qualcosa che volevo farti vedere vecchio, perché comunque alla fine io voglio far vedere a te le cose che mi sono arrivate, che rispettavo tipo a 30 anni, me ne mancano anche altre che arriveranno, penso, nel 38 d.C. E intanto se vuoi faccio vedere, non siamo in tanti, però è chiaro vecchio che comunque io ho dato un preavviso con 10 minuti su YouTube, che sai che sono quello che... Cioè io 10 minuti prima, guarda che vado in live. Certo, mi sembra logico, cioè la gente ovviamente si prepara così in 10 minuti, ovvio. Lo so. Però dopo se vogliamo giocare, se vogliamo fare qualcosa, qualche consiglio, anche dalla chat. Io pensavo che era un gioco da ridere, tipo che vuole essere milionario, per dire anche una roba così, senza andare troppo su cose. Sì, se la chat ha voglia di partecipare con noi, magari appunto chi vuole essere milionario, un gioco del genere, magari ci facciamo 4 risate, vediamo una live di play su... Baldur's Gate. No, mi scuso per la mia boomeraggine, ma sono giochi che a te diciamo che è uno, facciamo così, ovviamente adesso per chi ne sa ovviamente mi dirà se dicendo una stronzata, proprio per far capire al Cume che cos'è. È uno Skyrim, ok? Sì. Prendiamola così, però con dinamiche alla Diablo. Ok, sì, diciamo perché Skyrim mi è anche piaciuto, però sì, diciamo che sono comunque un genere che non è che tipo mi intrippo come può essere Giulia che passione. Ecco appunto, c'è Giulia che passione patinaggio, lo sappiamo, non possiamo farci niente. Chi volesse molto alla larga, per fargli capire più o meno il genere, perché non è un genere che a lui fa proprio impazzire. Sì, perché ecco, io sono per giochi sportivi, strategici, simulativi, vabbè è chiaro che Flight Simulator ci sarà in sto canale, solo che il Bode... E poi c'è Pro Cycling Manager, che è un gioco che il Bode ama molto, è il classico gioco bodiano, voglio dire, no? Ah beh, certo, proprio lo Cycling Manager è un gioco che io odio, perché odio proprio vedere... Cioè, non è che odi i ciclisti, assolutamente no. No, scherzi! Ecco, appunto. No, diciamo che non amo molto il ciclismo come sport, non riesco proprio a appassionarmi, ragazzi, scusate. Comunque, per quanto riguarda Morgan, che mi ha detto Baldur's Gate, volentieri, quando uscirà quello nuovo... Sì, lo conosco, Morgan, però sono giochi, sì, non è il mio genere, comunque, non è il mio genere. Il Bode mi conosce bene, ci conosciamo da 62 anni, quindi sa, insomma...
Io sì, sono più Io diciamo. avrei sempre voluto giocare Guarda, io. D&D con gli amici, appunto, cartaceo, però Quello. non sono mai riuscito. Quello potremmo provare però un giorno. Bisogna trovare un buon master, bisogna trovare un master con i controcoglioni che ha voglia di fare una bella sessione, starci dietro e trovarci. Sì, non ho mai trovato nessuno che mastera con le balle. Sono Eh. le brutte persone che giocano a D&D. Beh, Morgan, cavolo, Sì, buono ma sapersi anche online, perché no? solo se ci porta però anche Bugo. No, facciamo la campagna sul fatto di trovare buco. La campagna è troviamo buco. Ah, pensate. No, perché no? Perché no? Potrebbe essere un'idea, parliamone, potremmo fare anche una campagna online. Magari ci si mette d'accordo, magari includiamo anche il Malla. Possiamo fare una cosa con tutti e quattro in web Oh, però e facciamo una cosa, visto che adesso va anche parecchio di moda su Twitch, ho visto sì, parecchi canali che però fanno questa cosa attenzione che qua, noi perché siamo, no? noi siamo contro le mode, però. Vabbè, ma si portano utenti e la sub, mi raccomando, che è gratuita col Prime. No, Eh. scherzo. No, no, è vero, è vero. No, No, ma ascoltami, però. Bode, no, quello che ti volevo dire è che da quello che ho capito, perché purtroppo ho avuto poco tempo di seguire le altre live, però il Malano fa i video, cioè fa le streaming con la sua ragazza. No, il Malla non fa. Vabbè, abbiamo il Malla in live. Malla, se vuoi dire tu alla Ah, è la sua ragazza. nostra chat cosa. Sì, c'è anche la sua No, ragazza. perché Però se vuoi volevo fare la similitudine che anch'io lo faccio con la mia ragazza. Ok, va bene. Dopo questa io ho un impegno con mia zia Tarvisio. Ok. No, se Luca vuole veramente scrivere quello che fa nella sua live, volentieri, sicuramente lo dirà meglio di come posso dirlo io. Certo, sono 5 E euro a così si fa un parola. po' di pubblicità Sono volentieri. 5 euro a parola. 5 euro per mica, siamo anche economici, perché si Certo. dovrebbe pagare di più. Lo so. È presente solo una volta a settimana, infatti. Sì, sì, sì. Ah, una volta fa. Solo una volta la fa. No. Sì, quindi dalla prossima settimana ti fai lei da solo tranne una volta, va bene? Contento? Come, come i telegrammi. Esatto, 5 euro a parola, esattamente. Vai, se vuoi dici tu. Comunque, ti leggo un attimo su. Allora, ci sto per chi vuole essere milionario col Morgan. Morgan è Sì, possiamo farci. personaggione. Ho detto troppo con Morgan di là da Luca. Diciamo che Ah, ma teniamo tu. il monopolio della chat. Ah, io e ma lui. tu comunque, ma l'hai visto anche di persona, Morgan? Diciamo che siamo sul canale Telegram di Luca per i sub e ho visto le foto, sì, ecco, sì, non ho mai Nudo. conosciuto di persona. Nudo purtroppo no, Morgan, quando vorrai mandarmi un nudes, visto che avevamo di moda anche questi, volentieri. Ah, ok, vabbè. Ah, ok, No, ma sì, scusami perché io purtroppo faccio fatica. Quando c'è il bot in chat, in web, faccio fatica a leggere la chat perché sono troppo collegato sul bot. Vabbè, mi comunque. dissocio. Bezos, mi dissocio. Ok, lei è solo una, però bella sta cosa alla fine. Comunque è bello che c'è una coppia come loro, noi, cioè siamo comunque. Potremmo diventare i fidanzatini di Twitch. Sì, diciamo che è abbastanza politically correct, insomma, quindi Sì, ci sì. potrebbe anche stare. Noi siamo per questo, Assolutamente infatti. sì. Sì. Assolutamente sì. No, comunque. Comunque, allora, Morgan ha detto ok per chi vuole essere milionario, quindi io direi fai l'unboxing, Sì, quindi l'unbox facciamo alla questo fine unboxing. ragazzi, sono due pop che Ma tipo sì, uno dei due me l'ha regalato la mia ragazza per San Valentino, quindi l'abbiamo ordinato a San Valentino, è arrivato proprio a breve. Madonna. Ecco, e poi ho preso, mi è arrivata qualche carta di Magic così, però non so, per esempio Magic non so neanche che cazzo lo conosce come gioco, quindi secondo, cioè, io te lo faccio vedere Io a te. penso che Morgan, conoscendo D&D, conoscendo Baldur's Gate, penso che un minimo un'idea di Magic possa anche averla, insomma. Forse Luca magari sa che cos'è, ma magari forse non ci ha mai giocato, forse. Quello forse potrebbe anche essere, poi magari mi stupisce Luca ed è un pro di Magic Comunque e adesso non lo vecchio, sapevo. quando. Come si dice, speriamo bene con il gatto là, così ti prendi la mia web e sei più tranquillo anche tu, cazzo. Sì, volentieri. Se dovessi fare la sessione di D&D dovreste dirmi cosa non posso dire, ma tu di quello che vuoi, Morgan, ma di quello che vuoi, chi se ne frega. Va Gli bene, te. mandiamo un bacino a Bezos e vaffanculo. Ma un torneo di Ruolo Mazzetto, male? Ruolo Questo Mazzetto, Ruolo dico, allora, Mazzetto cioè, va bene. guarda vecchio. È qualcosa di molto più avanti di Magic. Sì. Molti, ma non ti piace giocare a Magic o non ti piace, cioè, proprio, cioè Magic o magari preferisci, che ne so, Pokémon, Yu-Gi-Oh, altre cose, o proprio non ti piace giocare alle carte
con quello stile, ecco, per capire. Vediamo un attimo. Ma è un gioco particolare, comunque fa saltare tante amicizie anche. Sì, diciamo che se parti col tilt, dopo sono cazzi. Infatti noi giochiamo online e a quelli che rompono le scatole scriviamo una bella frase, che adesso vi dirà il Kume. Sì, quella di Shogun, dici anche di Shogun Total War. Sì, la frase che scrive sempre lui a chi rompe le scatole. Sì, no girl, no pussy, only PC. Così proprio, come l'ho detta. lui proprio scrive questo Sì, e poi sì. chiude la chat. Sì. Risico. Risico. Giocare a Risico. Risico Vecchio, è un altro che spacca. ti faccio vedere un po' le cose che ho preso. E faccio vedere anche alla chat a chi è interessato. Chi è? Fede French. Va bene, io lo sto guardando in diretta. Guarda, mentre faccio la live sto guardando sull'altro monitor. se ti interessa anche il calcio, guardati le due magliette storiche del Venezia del 98-99 e 2000-2001. Allora, vecchio, ho dovuto prendere. Spettacolo, Adesso deve arrivarmi sai, le Dragon Shield là di Batman, sì? che però oggi chiaramente è arrivato Amazon, però tutti e due al lavoro, quindi puoi immaginarti che bello. Quindi praticamente è in giacenza, non so dove, a Tarvisio mi sembra. L'ho dovuto prendere intanto, mi sono preso per uno di riserva così, per creare, visto che ho già 21 mazzi, andiamo a fare il 22esimo tanto. Giusto. E non mi mancava sto colore visto di collezione. Verde? Sì, verde. Erba tipo. Sì, verde, okay. Sì. Vabbè, insomma. Verde erba di prato, aspetta perché dopo magari mi dice che cazzo dici. Okay. E dopo ho preso queste sempre di riserva per mari mazzi un po' più stupidi, praticamente sempre per fare mazzocromia. Salutiamo Simo. Sempre verdi. Sempre verdi, eccole qua. Sempre verdi, ok, perfetto. E adesso il primo pop. Il primo poppete. Però tu non lo conosci probabilmente. So giocarci perché ho vissuto sempre con dei giocatori super pro, ma non mi piacciono. Io non gioco a carte se non con le usuali. Ci sta. Io per esempio non dico un rifiuto per le usuali, diciamo che so giocare praticamente solo a scala 40 e Machiavelli. Basta. Oh, bode. Perché il resto proprio non mi piace. Il primo pop. Vediamo il primo pop. Signori. Oh! Uno dei cattivi. Intanto. Sì, è uno dei cattivi più. Aspetta, vai più verso la porta, vecchio. Più leggero. Ah, sì, perché ve lo sei tagliato tu. Aspetta che. No, non lo conosco. Ecco, qua per esempio. Squalo. Io sono un appassionato, insomma, ho visto un po' tipo 300 Blu-ray, quindi insomma, di cinema sono leggermente appassionato. Ho chiaramente la collector di James Bond, così lo vado a unire al. Come si dice a Roger Moore, che è il mio James Bond preferito. Okay, sembra fatto bene, insomma. No, è perfetto. Conosco, è perfetto. È questo boh. Bello. Dopo. Questo ho una passione per i pop, ragazzi. No, sì, ne ho una sessantina, non ne ho tanti. Eccolo qua, questo, aspetta, non si vede l'indirizzo che poi vengono le persone a darmi i bacini. Le persone, aiuto le persone. Questo me l'ha regalato la mia fanciulla, cioè il bode. Dalla pettinatura sembrava Silva. Sì. No, è Squalo. Parlate sempre di 007, io purtroppo proprio non ne capisco nulla perché proprio è una saga che proprio non mi piace. A tanti piace? Sto spacchettando. Vabbè. Questo ragazzi è una chicca però, È una chicca. Questa è una chiccona obesa, ragazzi. Vediamo la chiccona obesa. Obesa, contestualizzato, per piacere, per le scatole. Grazie. No, vabbè, questo forse è uno di Darth Vader più belli come hai visto. Sì, me l'ha regalato la Chiaretta con il cuoricino di San Valentino. Questa è una chicca incredibile. Io, vabbè, Star Wars è la mia saga preferita insieme, Ritorno al futuro e Paolo non combina guai. Bellissimo, è stupendo. Sì. E questi sono i due pop che si aggiungono alla collezione. Aspetta che non capisco un cazzo con sta webcam, quanto le amo le webcam. Sei giusto. Aspetta, giusto. però non si vede l'altro, si vede? Capisco un cazzo, no. Vabbè, ok. Sì, si vedono. Questi qua, eccoli qua. E dopo devo capire dove metterli perché è uno studio grande, ma è già pieno. Buono. Sì, infatti, volevo dirti che ti rendi conto che lo studio, cioè, ha
una mitratura, no? Però tu Vabbè. continuerai a prendere cose. Oltre che se ne frega. Oh. Giusto. Ok, ne prenderemo un altro di studio. Sì, sì. Ok, comunque devo dire che il Bode ha un modo di parlare in webcam, ragazzi. Mamma mia. Robe grandi. No, è vero, nel senso sei molto webcam genico. Webcam genico è un nuovo termine per definire. Adesso qua, queste carte mi sono arrivate da Trieste. In un giorno. In un giorno. Forse collabora, scusate prima. Ecco, dopo questo gioco. Ecco. Da solo. Ritiro tutto quello che ho detto. Sì, bravo. Perché sennò stiamo giocando al taglierzo, quindi deve essere proprio fresco là dentro. Ti ricordi quella volta? Che ti ricordi? Sembra che il Bode faccia live da anni, ma io ragazzi, dovete capire una cosa, io sono un live vivente, cioè, capito? Eccole qua le card, queste si chiama White Card. Morgan, cosa hai scritto? Scusami, ma non. Ah sì, è polacco, vuol dire viva tutto quello che racconta il Bode. Ok, perfetto, se è quello che volevi dire tu, ti ringrazio, ma non credo. Allora adesso andiamo a vedere queste carte, il Bode le conosco, penso di sì, comunque Bode. Hanno messo l'aria condizionata al tagliercio, madonna, siamo nel 2021, sono riusciti a fare questo passo. Aspetta, vediamo. Ricordo sempre le maglie, siamo in finale, cazzo. Con Paolo Zanetti che è un mister che mi gasa a cannone proprio. Beh, già il nome per quanto mi riguarda è già un idolo, quindi. Sì, poi c'è Ivan Ramiro Cordova, Nel Venezia c'è Ivan Ramiro Cordova. Ma che è una Reyer? Dopo questa mi dissocio. Qua mi ho messo un po'. Eccole qua, questa invece la. Ecco, io purtroppo non sopporto, scusate, magari c'è chi sia simpatico, non sopporto l'allenatore del Sassari, scusatemi. Adesso non fare dissing così. Fioi, scusate, io non ci posso fare niente, non lo sopporto, non l'ho mai sopportato né come giocatore né come altro. Mi prometti qua davanti a tutti che giocheremo a questo bellissimo gioco. Mi devo rifare la coda. E ti farò vedere i mazzi cartacei del formato Cume. Sì, Queste sono le carte. Queste sono le carte. Mi aggiungo al Bode, vedi che non sono l'unico. È uno che secondo me vuole far vedere che ne sa, ma in realtà non ne sa un cazzo. Cioè, almeno è il mio parere. Io sono grandissimo. Mi ha regalato delle carte anche. Mi ha regalato, sì, non sono niente di che. Allora, sono allenate tipo 6 uguali. Tu mi mostri, io parlo anche con la chat, così almeno. Ok. Vabbè, queste qua sono 6, sono uguali, vecchio. Me l'ha regalata, va bene, comunaccia, però. Una stregoneria. Eccolo qua, distruggi una creatura tappata a bersaglio. Ok. Vabbè, niente di che, però insomma i regali sempre ben accetti, sì, grazie. Perché no? Dopo, questo, che non andrò a mettere sul mazzo Tron, che ti piace tanto. Guarda che arriva. Tron, che non è Tron Legacy, non è neanche il film, c'entra un cazzo, ve lo dico. Guarda che arriva. Sì. Questa è una bella mucca, Ok. Lembra. Dopo, chiaramente, col fatto che, sì, cioè, chiaramente su MTG8 tutte le carte, però in cartaceo prendere tutte vuol dire praticamente diventare poveri. Mi sono preso questa che voglio provarla, sto incantesimo. Sempre il Draghi. Morgan domanda dove, presumo per quanto riguarda Recoba, Guarda vecchio. È praticamente un'incanta creatura, la creatura incanta prende più 10 più 10 a travolgere l'inientatore 2, che ogni qualvolta attacca il giocatore di difesa deve sacrificare 2 creature, però con le terre di Urza lo fai presto, capito? Quando completi il trono. Ok. Poi ho preso questo qua di Ulamog, che diciamo è praticamente il fratello scarso, che questi qua in per 2. Eccolo qua. Vecchio, ce l'ha con te Morgan, Dimmi. Dove Recoba che? Come Recoba? Tu hai detto che c'era Alvaro Recoba. Dove? Ma dove c'era Recoba? A Venezia? Non ho capito. Tu prima hai detto che c'è anche Alvaro Recoba, hai detto. Che ti ho detto alla Reyer, tu cosa intendevi? No, si è ricordato una stronzata perché non mi ricordo neanche cosa ho detto, quindi. Ecco, perfetto. Questo Morgan, fai finta di aver sentito quella parte di live. Sì, veramente. Scusate ragazzi, scusate.
Questo E questi qua cosa sono? questo sono due, sempre un progenitore di Ulamog, cioè non è molto forte, però per il formato che giochiamo noi va benissimo. Una 7-11, annientatore 1, fa un po' di cose, insomma, però non male. Adesso qua invece, per rafforzare il mitico mazzo della nostra pupetta meravigliosa, Ok. eccole qua, le fatine, eccolo qua. Queste, cioè ve ne faccio vedere una e una perché sennò sono comunque 2 e 2. Eccole qua. Ok. Eccole qua. Non le vedo perché c'è proprio con le dita in mezzo. Eccoci qua. Ah, ok. Ce l'ho quello a destra sul Sì, Magic Arena. sono fortissime ricordo il queste. nome. È una mitica comunque, se non sbaglio. Sì, tutte e due sono mitiche, però Sì, queste sì, veramente sì, sono ok. tanta roba, Sì, è fortissima quello. Uno dei miei giocatori preferiti di sempre, insieme a Giorkaeff, me lo sento nominare, non capisco più nulla. Ti capisco perché anch'io. c'ho La mia reazione è questa, con vabbè, una faccia Marecoba, del ragazzi. malla. Io a Marghera c'ho il coso del gol di Recoba alla Fiorentina su punizione del 4-1. Sì, la foto. Poi so che questo è il gol della Prezza. La foto No, ufficiale in del per 2. fotografo. In per 2. Recoba è stato un gran giocatore. Io da interista, quindi per me. Guarda Bode. Questo è. Aspetta, che la vedo, la vedo bene, ma non riesco a. Fable C'è la Passage. terra? Sì, Fable Passage. Ah, ok. Per 2, ok. che mi serviva. Poi una carta che apprezzerai molto. In per 1 ovviamente, perché per il mazzo che devo fare va bene. Croxa. Croxa. Ok. I disegni di Magic, Sì. Fede, sono qualcosa di spettacolare. E tu pensa che quando io ero più piccolino, quello che proprio mi ha proprio portato a giocare a Magic sono stati proprio i disegni. Assolutamente. Ecco, questo invece è dell'ultima espansione di Strixhaven nel comando di Prismari. Prismari Command, dico in inglese, che è molto forte. Questa non la conosco perché non È conosco l'ultima appena, espansione. è appena uscita. E poi questa qua invece di Coria, che mi devono arrivare altre da ticket, però stavolta Tifone di Squali, che è molto forte. Ora quando le vedrai in campo capirai meglio, adesso te l'ho fatto vedere. È molto molto forte però sta carta. L'uragano là, cazzo è. Praticamente questo ogni qualvolta lancio una magia non creatura. Io sto in incantesimo. Tipo, metti che entrare in campo costa 6. Metto un qualsiasi magia. Metti non so, una creatura che costa 4. Faccio uno squalo 4-4 con volare. Qualsiasi cosa butto, lui mi crea una pedina 4-4 con volare. Però se voglio posso anche ciclare. Posso ciclarlo, tipo non so, con una isola, una incolore e metti 3, pago 3 e fa una 3-3 con volare sempre e pesco una carta, insomma. Quindi no, molto forte, molto molto forte. Ci sta. Una delle punizioni più disegnate e belle di sempre, intendo quella di Recoba. Ma è una. Sì. Lui ha proprio la foto del ufficiale, del fotografo che ha perché fatto la foto in quel momento. Era un amico dei miei. Sì. Eccoci. La foto ufficiale. Buono. Quel giorno là io ero anche a Venezia. Sì, tu mi ricordo che eri a Venezia per cantare come seconda voce di Marghera. Ok, ascoltami un attimo. Allora, cosa facciamo? Ne vogliamo provare chi vuole essere milionario? Dai, butta chi vuol. E chi non vuole. Chi non vuole. Devo un attimo capire, però. Capisci tutto. Tanto faccio avviare Steam. Forse più bella c'è quella di Roberto Carlos alla sì, indubbiamente. Anche se per me la punizione più bella della storia, ma non è assolutamente la più bella della storia, però per un fatto affettivo, per un fatto che ha i capelli più belli della storia del calcio, anche se quel giorno, in quella partita là, anche se c'è quella contro la Colombia nel 98 e quella con la Finlandia, che è più bella quella con la Finlandia forse rispetto a quella con la Colombia. David Beckham, c'era un modo di calciare che era una roba incredibile. Però è solo il mio gusto, ecco, personale. Poi è chiaro che se vogliamo mettere Mihajlovic forse è stato uno dei più forti tiratori della storia. Ora vediamo un attimo. Non so a livello statistico chi è il più forte a livello di realizzazione. Forse Mihajlovic, forse, adesso non mi ricordo questo. Non ho idea. Allora. Bisogna capire se. Mi senti? Sì, ti sento e sto vedendo Streamlabs OBS. Volevo capire se adesso riusciamo a far vedere il gioco. Adesso ovviamente vedrete la capsule.
mai, ecco, Luca quando potrà, lavoriati ci sono, va bene Morgan, siamo qua. E Luca quando avrà voglia e se avrà possibilità magari ci spiegherà come poter fare queste piccole cose che purtroppo appunto essendo due boomer del cacchio noi siamo un po' così. Siamo un po' così. La cam, bisogna capire se riusciamo a farlo andare. Intanto siamo a 60-45, stiamo perdendo. Allora, vediamo un attimo. Bello, io sono fermo con la webcam, molto bello. Sì, è una faccia molto, molto pensierosa e concentrata. Non vorrei... mi sembra strano però che... Aspetta un attimo. Cerchiamo di capire il perché. Dato Tonut si sta portando sulla la partita praticamente. Noi fosse Tonut, ragazzi. La vediamo un attimo. Ok, chi volesse milionario siamo riusciti a metterlo. Il problema è la webcam. Poi l'altra volta avevi tolto da una parte e messa dall'altra, quindi Ah, potevi toglierla da Discord. Giusto, forse adesso riusciamo a farla andare. Però forse devo sempre riavviarla, questa è un po' una rottura di maroni. A sto punto, però, sai cosa faccio? La piazzo, visto che non devo giocare a Eurotrack, la mettiamo. Adesso prepariamoci a figure di merda atroci, se vengono fuori domande di un certo tipo. Ok, mettiamola qua. Riusciamo a farla... Mi senti? Mi senti? Mi senti? Sì. Ok. Sì. Scusate ragazzi. Cosa c'è? No, che è uscito da Discord. Vabbè, che sono... Non capisco, la webcam non mi va però. La web non va. La web e te. Allora. Proprietà. Allora. Oh sì che l'ho. Allora. Dammi un secondo vecchio. Sì, tranquillo. Ok. Ok. Visto adesso si vede tutto. Ok, perfetto. Buono. Siamo in tempo anche per fare con Morgan che è arrivato proprio giusto adesso. Perfetto. Perfetto. Ok, vabbè, adesso vediamo, proviamo un attimo qua. Non sono mai riuscito a vincere il milione. Giocatore singolo. Solo che però sì, chiaramente devo aspettare sempre te per la risposta perché tu comunque la vedi un attimino più tardi. Però rimettiamo un No, po' bisogna l'audio. aspettare anche un attimino il Sì, sì, la chat, insomma. lo so, il problema è che, aspetta qua. È suonata la mala veneziana, Cry Sai. E si gode. Ok, mettiamo un po' la musica.
Payday purtroppo è stato un gioco che veramente... Grande Craysai. E ha stoffato subito, secondo me. Potevano sfruttarlo meglio, perché poteva essere un gioco veramente, veramente carino, però... l'hanno un po' sfruttato male, purtroppo. Ora, vecchio. Sì? Qua, purtroppo qua, vedi perché c'è anche roba da comprare, no? C'è da comprare, tu più giochi, più sblocchi, domande in più su Star Wars, calcio, Ok. però vabbè, sono 2000 punti, volevo tenermi i Mi primi. piaci come commenda veneziana, è proprio carina. Lo so. Forza Modena, no, Forza Venezia, dai, cioè. Comunque il Modena è una squadra che mi dà bei ricordi perché abbiamo fatto la prima partita nella stagione 2002-2003 con un gol di tacco annullato a Rivaldo, però è una bella squadra quella di De Biasi, buon Modena. Poi avevo tanti amici a Campiglio di Modena. Allora, Salutiamo il buon Gabbone di Modena, il buon Gabbo. vabbè, ok, ascolta, cosa facciamo? Aspettiamo i 4000 punti per prendere Star Wars? Sì, andiamo avanti, magari. Adesso si è cambiato, vecchio, adesso sei diventato di etnia africana. Aspetta che qua cambio però il titolo. Devo fare i pro, cioè ragazzi, siamo persone di un certo livello qua. Hai 42 anni, sei un infermiere e hai la passione per le arti antiche. Io sono di Bologna, ma mi voglio bene. Ho bei ricordi di Bologna, ma io ho bei ricordi di tanto. Come hai bei ricordi di qualsiasi posto. Sì, i bei tempi. Ok. Ma perché ce la fai da Morgan, scusami, io sono un po' ignorante questa cosa, ce la fai da Modena, Bologna, non so come funziona. Beh, tecnicamente non si vogliono molto bene, però. Ah, ok, ma perché? C'è un motivo particolare? Ascolta vecchio, mettiamo chi ci mettiamo? Io metterei questo qua che secondo me ti rispecchia molto. Margaret, 69 anni, pensionata, passione minigolf. Va bene, Margaret mi ispira, Margaret. Ok. Vai. Qua Terribilissima faida. Cazzo, però manca la pupetta con ta na 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 na. Ta-ta. Per uno sciocco motivo storico. Cioè? Io purtroppo non lo so. Non sono curioso di sapere. Bode, ma sentite l'audio del gioco? No. Cioè, almeno io non lo sento. Aspetta, te lo dico subito. Sì, Adesso dobbiamo concentrarci, cioè ho capito fare cagate, ma dobbiamo concentrarci anche un pochino. Una leggenda su un secchio. La leggenda narra che Madonna di Campiglio ne ha castigate parecchie, ma chi è? No? Un secchio rapito. No. Sì, no, sono io stupido, Morgan, sì, si sente tutto. Sono io stupido. Dai vecchio, adesso concentration però. Ci sei, Bode? Sì. Ma il banner si vede bene con le nostre facce, scusami ti chiedo. O devo spostarlo un po'? No, io lo vedo perfettamente. Ok. Ora abbiamo abbiamo 50, la telefonata a casa, il pubblico e possiamo cambiare domanda. Lo switch. Ok? Ok, poi me la racconti, Morgan, volentieri. Prima domanda. Secondo la leggenda, chi fu incaricato di liberare la città di Amelin dai ratti? Oddio, ma è la prima domanda sta cosa? Sì, Ah, ok, no, sarà okay, il pifferaio magico. Cosa mettiamo A? Siamo sicuri? Sì, cioè nel senso... Abbiamo 20 secondi per ancora. Voi, Abbiamo 20 secondi. Cioè, a me sembra il pifferaio magico, questo, Sì. mi sembra abbastanza... Sì. Il trombonista magico. Il trombonista magico. Il trombonista magico? Non mi fai aspettare che mi sto già bagnando. Cry Sai scrive: è tutto regolare, come concentrati. Ok. 500 euro ragazzi. Sono andati. I primi 500 sono andati, signori. Vai vecchio. Chi è la rispettabile altra metà del personaggio letterario Mr. Hyde? Vabbè, questa insomma la sappiamo. Penso che sia abbastanza... Dottor Watson, no? Dottor Jekyll. Dottor Finlay direi io. Ma quanto intelligenti siamo ragazzi, mamma mia. Robe grandi, fiori.
Comunque vecchio, piuttosto di sparare a caso, se andiamo alti, fermiamoci che guadagniamo punti per prenderci Star Wars. Bravo Morgan, sì. me lo godo Morgan. Pretty resourceful. You Grande Morgan. Ecco Michelotto. Ecco Michelotto, signori. Allora, no, questa non la so vecchio, perché di guida. Quando si guida, cosa si Ok. usa per aumentare la velocità? Il tubo di scappamento. Beh, vecchio ti sente malissimo in questo momento. Scusami, Non so perché. quando si guida, cosa si usa per aumentare la velocità? Vabbè, facile dai. Presumo l'acceleratore, Io insomma. pensavo il tubo di scappamento, però andiamo di Ma ci sta prendendo acceleratore. per il culo, cioè ci sta trollando il Gerry Scotti di questo coso. Perché? No, perché mi sembrano domande abbastanza semplici. Vabbè, cazzo, sono le perché- prime, porca puttana. Speriamo che... Quanti millenni fa... 30 anni, mica, 30 anni. answer. Aha. Senti, ma guarda come si bagna Margaret. Let's go for this Sì. new eliminatory question. Ah, queste sono le tue bode, questa è tua. No, questa è della cosa. È della guidotto, vecchio. Vai. Cosa si applica con un I have to reread it. from the mestichino? E la sarà sicuramente io. Facciamo già un Non lo aiuto? so. Non lo so. Lo sapete? Raga, qualcuno lo sa? Mamma mia, figura di merda, però, mamma mia. Sì, grande, grande. Vieri Gattuso siamo. Con, Voglio essere io però Gattuso. con Bebenauer, mettiamo il pubblico. Lo Io so. direi colori a olio così, ma proprio proprio la butterei, cioè... È Per una me- spatoletta, per me- io direi colori a olio. Per me è vernice Ma- lucida. Boh, non lo so. No, sinceramente. colori a olio, bravo. Cioè, il pubblico dice a 78% caso. colore a olio. L'avrei fatto a caso, I'm saying B. Yes, B. Morgan, devi dirmela prima però, porca puttana, così non spreco l'aiuto. To see the correct answer. Yes, mamma, oh, fioi, cioè... I feel great. No, proprio non so, proprio il mestichino, non so proprio. Dai, siamo Bobo Vieri e Scusate, Bobo ma- Vieri Gattuso. Question for you. Ma poi diamo quanto di beneficenza? Sì, Ok. vabbè, vecchio, io veramente sono scandalizzato, non so neanche questa. Non dico niente. I mochi, Capodanno se non sbaglio, il primo dell'anno, sì, primo dell'anno. Ah, questa non la sapevo. Sicuro? Sì, e c'è anche un alto tasso di morte, di morti il giorno dopo, perché i mochi tendono a farti soffocare fondamentalmente. Vedi, anche Michelotto confermano perché io sinceramente il Giappone conosco la parte storica Sì, dello primo shogun, dell'anno, dei primo samurai, dell'anno. questa proprio non la sapevo. Sono sincero, guarda il bode come si gasa adesso, è tornato ragazzi, è tornato. Già. Il Zane. Time to discuss Adesso the vedi, right answer. a Pasqua. Dicono che c'è molto delay comunque. Ok, questo non so. Ok, 3.000 euro. Ben-Hur, ti ricordi Ben-Hur al posto di Ben-Hur? È stato troppo bello. Sì, sì. Anche Ta-na-na-na-na-na-na. burro per chi se lo ricordasse, ma vabbè. Non... Ok. No, vecchio, io ve lo giuro, sono schifato da me stesso. Sono schifato da me stesso. Lascia a te, Bode, sei tu l'esperto. Allora si riferisce il termine espuma alla schiuma, alla salsa, Mamma mia, no, alla ve lo crema, giuro, ragazzi, proprio non al sono... condimento, al termine espuma. Abbiamo degli aiuti, se vogliamo. Schiuma, Possiamo- direi anch'io schiuma. Ma mi sembra troppo facile, però. È vero che la Aspetta, 50 e Però c'è un 50? altro aiuto. 50... che cazzo vuoi ti dica? La A. Anch'io direi la A. Anch'io, sì, ma mi sembra troppo facile, però, Fioi. Read it to me. È chiaro che la spuma è la schiuma, però... If this is your final answer, let's hope it's the correct answer. Ascolta, al massimo ne facciamo un'altra, facciamo una figura di merda, dai. Yes. Beh, tutti quanti dicono A, Sì, vuol dire sì. che abbiamo fatto figura di merda anche con loro. Sì, no, no. Ok. Però sono sincero, mi sembra troppo semplice. Chi ha vinto il pallone d'oro nel 38? Bode, Acius, Lady o Sor Paola? Because here is your new Paola. question. No, vabbè. In quale ruolo divenne famosa Margot Fontaine? Margot Fontaine. Ma è un nome che mi dice qualcosa, eh? La cantante lirica non penso proprio, cioè non mi pare. Io direi, io così, sono deciso tra ballerina e pittrice. Però sarei più su ballerina, sinceramente. Ma non... Usiamo un aiuto? 50 Può o la essere cambiamo? ballerina. O la cambiamo? No, per cambiare aspetta. Allora 50. Io ho questo dubbio qua tra B e C. Adesso vedi che andranno via B e C, sono sicuro. Take two incorrect answers away.
Porca miseria. Rimane ballerina, che è la risposta che vorrei Si dare. sente male, vecchio, eh? Io darei la B. Provo dalla B perché è la prima che volevo dire. Sì, anche perché sinceramente non ho ricordi di Margot Fontaine. Choice is made. Vediamo se la porto a casa. The right answer. Sì, grande Bacotto, grande cazzo. Diceva qualcosa proprio perché io sono molto bravo a ballare. Sì. Beh, dai, non stiamo andando malissimo, però, The game is off to a good start. Bravo, Cray Sai. Stop there. Here is a Dai, una sportiva, cazzo. Queste sono le tue fantasie, eh. Vediamo, ancora non la vedo. Questa è la tua. Sì, è tua questa. Scatte. Sei tu che sei, sei tu che sei bravo con le domande di... penso, non so, penso sia un libro. Penso. No, niente, cambiamo domanda? No, aspetta un attimo. Vecchio, proprio Vediamo un sinceramente. attimino cosa ci dicono loro. Sherlock ma- Holmes, dice Morgan. Sherlock Holmes? Ma io ho sempre paura del delay, allora vuol dire che le vedono anche loro, allora. Vado Sherlock Holmes? Vabbè, io mi fido Senza dubbio. Io mi, Se Morgan ci dice senza dubbio. answer. That's my final answer. io mi fido Le di... cascate della paura. Morgan è un professore, voglio dire, ne saprà. Madonna, Morgan mi eccita già Morgan, ragazzi, eh. L'ultimo libro su di lui, vedi? Yes, Mamma mia, ragazzi, sto Morgan c'ha un pippone bello grande. Ok. Mi dissocio. No, è un professore Morgan, quindi tutto rispetto. No, infatti, beh, perché uno può avere un pippo No, grande e no. essere professore. No. Mamma, ma tutte proprio di letteratura, di libri, cazzo, che è una cosa che so meno. Qual è il personaggio? Oliver Twist, secondo me, mi sembra, o sbaglio, no? Dico una cagata? Io non so. Ma di fare una cagata, mi scuso col professore, però io sono Per più me su è Oliver argomento. Twist. Anche per me, Get back to it. anche per me è Oliver Twist. Vediamo cosa dicono gli altri. Michelotto dice B, Oliver Twist. Ok. Ok, perfetto. Quindi Michelotto, il professore, aspetta 9 secondi, ti prego, BBB. I'm choosing B. Oh, però male che speriamo che azzecco anche io qualcuna di... Non lo so. Ok, io direi Oliver. Anche- sì, Oliver no, Twist, ma- sinceramente. No, mi ricordo... Me la ricordavo sta cosa dell'ospizio dei poveri. Question almost drove me crazy. Ma come dai. Giusto. Oh, ragazzi, siamo messi bene, però. Vediamo come siamo messi coi soldi. The game is off to a good Tanto abbiamo ancora qualche aiuto. Shouldn't stop there. Mi sta sul cazzo e quindi non lo conosco. Bravissimo, prof. Grande prof. Ancora libri, basta! Le cronache di Narnia. Da quanti libri? Vediamo. Mi sembra 3. Neanche non c'è. Eh, No, niente, allora pensavo 3. No, 4 in teoria. Pensavo 3. 4 in teoria le cronache di Narnia. Abbiamo ancora 2 aiuti, lo switch e la telefonata a casa. Oddio, io direi 4, ma magari mi sbaglio perché non... Io direi 4. Quindi 16 secondi, 15. Ci rispondo. Non guardate su Google. 3. No, 3 pensavo io. Non c'è Ragazzi, Morgan, aspetta, cambio domanda? Cambio domanda. No, lascia. No, 3 secondi mancano, vecchio. Ok. Perché ne vedo 6 io. Use per the quello. flip and change the Io avrei detto 4 a sto punto, se non è 3. No, 7. 4 No, 7, 7. 7. Mamma mia, abbiamo sbagliato. Sì, basta letteratura, grazie. and here's a È new question. terribile la cronaca di Narnia. It won't worry you. Mamma mia. Ancora di quale romanzo? Ma perché? Vecchio. Non guardate su Google però, che non vale. Poi il romanzo di Jane Austen, la protagonista principale sono Elinor e Marianne Dashwood. No, ancora il pregiudizio no. No, è Ragione finito, sentimento, no, forse. è finito il tempo. The timer falters zero. Ah, perché No comunque chance hai... to answer. Ah... Abbiamo perso anche i soldi, Dio Cristo. No, era ragione sentimento, l'ho indovinato, cazzo. Sì. Senti la canzoncina. No, non la sento vecchio io, perché Ah, sì? la live è spenta. Che merda. Potevamo tenere i soldi. No, però vecchio, a sto punto teniamo i soldi così ci sblocchiamo le domande. Va bene. Ok, vediamo che... Serie TV poi possiamo sbloccare. Sì, anche- sai, erano 7 i libri di Cronache di Narnia. Stavolta mettiamo... Non so. Pablo, 75 anni, pensi... No,
No, pensionata, ma è... No, sembra che lei. Vabbè, questo è un bug, presumo, perché se più non è... Saranno marito e moglie, forse. Ok. Vai Pablo, spacca i culi Pablo. Ma perché solo dire romanzi, cazzo? Non lo so. Prime domande, tutto romanzi, a parte 2-3. Dai, dai. Sì, vabbè, quale di queste è una tipica ricetta francese di pollo bollito? La prima domanda, non lo so. Prima domanda, Sono sincero, non lo so. Pote D. foie? La C? No, D. La D. Pole. No, No, io purtroppo ho fatalità cibo e letteratura, no, il pazzesco. cibo ancora, ma proprio, cioè, questa proprio non la so, sinceramente. Direi D, ovviamente. Ok. Ovviamente. Bravo, prof. Pollo in pentola. Ah, ok. Ah, pot. Ok, va bene. Io proprio francese, proprio, scusate. No, cucina ancora. Vabbè, questa è ancora Shakespeare, c'è qualche bug secondo me. Completa il titolo, vabbè, questa è abbastanza facile. Io direi ok. Ah, e l'accendiamo. Sì. Ok. Sì, ma non capisco perché cibo e letteratura di brutto facciano con me oggi. Non lo so. Cioè, geografia, storia. Perché ha impostato il microfono, quello del cuffio o quello della webcam? Non lo so. Perché ogni tanto ti salta la voce e sgrana forte. Non lo so, vecchio. Vecchio, abbiamo sbagliato. Stai scherzando? Come? No, vecchio, abbiamo sbagliato. Perché? Ma perché? Tutto è bene ciò che finisce bene. Qualcuno che sappia clippare, vi prego, clippi. Vi prego. No, scusa, ma... No, vecchio. No, vecchio, ma scusa, no, aspetta, vecchio. Pablo! Ma non è tutto bene ciò che finisce bene. Evidentemente no. No, Fioi, epic fail, cazzo. Pablo ha failato in questo modo. No, adesso... No, Fioi, no, ma... No, ma tutto è bene ciò che finisce positivamente. Ma che quando... Mai sentita sta roba? No, ma stiamo scherzando. Io che mi sono accorto, cioè il modem ci ha sbagliato. Ma cosa ho sbagliato? Non capivo, pensavo il microfono io. Mettiamo... No, via Pablo. Chun, vediamo Chun. No, ma scusate ragazzi, ma informiamoci su sta cosa, ma... No, sono scioccato, raga. Tutto è bene ciò che finisce positivamente. Ciao Concord, ciao Concord. No, vecchio. Aiuto. No, vecchio. No, ho le lacrime, ve lo giuro. No, ma che tu avresti risposto bene. Sì, sinceramente sì. Vabbè. Sì, Concord Sidoti, grande. Sidoti, uno degli uomini più belli della Sicilia, ragazzi. Vuole essere scammato, sì. Fail, ragazzi. Proprio un epic fail allucinante. No, sono scioccato, raga. Ancora Shakespeare, ma no, Fioi, cioè... Amore di Giulietta Colio a sto punto, penso. Oh, grazie Sidoti. Grazie, Sidoti. Comunque penso... Grazie mille, penso Sidoti, Colio. grazie. Il famoso Amore di Giulietta Colio. Culio comunque. No, per me è Maggio Colio. E Graucio. O Groucho, non so. Groucho. No, Romeo, che cazzo. Grazie Sidoti, sei un grande. Di nuovo. No, ma scusa una... Grazie mille. No, ma sono scioccato. Però perché sempre... Io comincio a preoccuparmi che sia buggato, perché, cioè... Non lo so, vecchio. Sì, questa è una gran gnocca, però, Questa vince per altri motivi. E mangiare, Dio... No, ma vecchio, mangiare adesso. Vecchio, mangiare... Ma perché? Non lo so, vecchio. Quale di questi formaggi non viene prodotto in Francia? Ma che cazzo che ne so? Allora, vediamo un attimino. Abondance. Gouda. La Gouda dovrebbe essere italiana. La Gouda in teoria deve essere italiana. Io direi Abondance, sinceramente. È olandese, sapevo che era italiana la Gouda. No, la B dovrebbe essere. B allora. B? Sì, B. Veramente, io proprio... Cibo ancora meno di letteratura, proprio. Olandese, pensate, io pensavo italiana, pensate. Che forti che siamo, però.
Moro, mi sono proprio fenomeni, Il cazzo. parmigiano, sì, il parmigiano reggiano. Quale paese, questa è storia, cazzo. Quale paese inviò l'invincibile armata contro l'Inghilterra nel 1588? Porca puttana. Ci dice Morgan la Spagna, prima ancora che uscisse. Ok. Così, proprio Morgan ci Sì, dà allora a livello... L'ho appena No, no, spiegato, no, no, quindi, cioè. no, ma sicuramente a livello di data ci può stare tranquillamente un professore, quindi ci fidiamo. L'ho appena spiegato ai miei studenti. quindi. Io avrei escluso a priori sicuramente la Germania e il Belgio. L'Irlanda non so solo perché è simpatica. Vabbè, dopo questa mi dissocio io. Comunque 1500 euro. E ci siamo, signori. Nella Devo farci cucina il ancora setup nuovo per il live. Io ancora nella cucina ma perché nella cucina libanese? Di cosa hai fatto il falafel? Che cazzo Il è? falafel sono Ceci? polpette di ceci. Ceci, ok, non me la ricordavo allora, me la ricordavo perché l'ho sentita su... Polpette di ceci. No, l'ho sentita su Masterchef, vedi che serve? Grande master. Adesso vedi carne. Vabbè, libanese No, non no, credo. ceci. Ceci. Let's hope it's the correct answer. Pensa che fatalità, Morgan, l'hai appena spiegato e qua su QS milionario. Sì, però sarei anche stufo di vedere cibo e... Spara. Adesso le deseleziono adesso, mi sono rotti i coglioni. I think we all agree that we can move on to this new question. Qual era il nome del presidente francese Mitterrand? O Mitterrand? Non lo so. Non lo so. Jacques, Charles, No, Charles secondo me no. François, Edouard. François Sono dice deciso tra Morgan. sono deciso tra la C e la D io. Morgan dice François. Ok, era tra le mie papabili. Perché Jacques e Charles sicuramente no. Perfetto. No, io proprio non la sapevo. And what will be Io ho un po' paura, ciao. Beh. Giustamente il suo lavoro ne sa. Giustamente. Ci sta. No, che fatalità, ti dico storia, ok, però cibo, letteratura, proprio sono una capra obesa. Il nostro caro Morgan che ci dà via il pane così. up? Good luck to you. A quale mese viene definito pazzerello? Dai, questa la sappiamo. Marzo. Marzo. Adesso vedi non c'è. Oh. Anche se sinceramente sto anno Sì. direi un po' tutti, quindi. Ok, direi marzo. Cioè, dopo quello che ho visto prima non Stai sarei zitto, così sicuro di essere tranquilli. Stai zitto. Comunque ringrazio i 16 ragazzi che sono in... Sì, veramente. cazzo, siamo in 16 ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a Sidoti. Grazie a tutti quanti, siete bravi, belli e simpatici. 5.000 euro comunque la ragazzetta bionda, Intanto, ASMR. però per la prima è quella che ha fatto più strage, abbiamo parlato noi col Sì. tempo, non ci siamo neanche fatti. Io l'avrei sbagliato. Va bene, nel cortile di quale museo parigino fu rivelata una piramide di vetro? Vabbè, insomma, dai, questa la sapevamo. B. National Gallery, Louvre, Tutti d'accordo, B? Beh, dai, British insomma, Museum. vabbè, vecchio. Uffizi. È, è abbastanza semplice. I'm sure of it. Il Louvre, Final? The choice That's my is final made. answer. il Louvrete. Adesso vedi il British Museum a Parigi. Sì, infatti. Okay, let's take a breather and go on to the next. 7.000 Comunque bombe. Di me. dopo se sbagliamo un'altra volta, prima di ricominciare, guarda un attimo il microfono. At the pace Sì, però una cosa, cioè, ricordiamoci di tenere i soldi anche. question. E vediamo quando riusciamo ad arrivare a uno step. Tarquino il Superbo fu l'ultimo re di quale città? Beh, insomma. Aspetta che non sia a Trabocchetto? Cioè, io penso di no, però vedendole non mi sembra impossibile. Ecco, Roma? sì, no, certo, ma... I'm a gambler. Me lo vedo Tarquino il Superbo a Madrid. No, Parigi, si sta di più. No, Getting your final answer. Now is vabbè, ma questa era facile, dai, insomma. Adesso, che dopo mi fa paura, dopo l'ultima che avevamo sbagliato della positivamente, che sparo ho paura. Okay, next one. Positivamente. Quanto bella è sta canzone. Immagino la pupetta che mi fa ta na 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 na. I hope won't worry you. Aspetta. Quale paese è stato governato per 16 anni da io direi- Gamal Abdel so- Nasser? Sono indeciso tra Egitto e Arabia Saudita.
Morgan non la sa. Io sono deciso tra Egitto e Arabia Saudita. Usano un aiuto vecchio perché non la sa proprio. 50 e 50. Io avrei detto Iran, fa te. Take away 2 random wrong Oh, può answers. essere, cioè dal nome però... Io avrei detto Iran. Arcadio. No, proprio le due che sono indeciso. Ecco, Sidoti dice Egitto. Cioè dal nome neanche Nasser. Il famoso Egitto di Nasser. Sì, anch'io sarei per l'Egitto, però l'Arabia fa... No, io proprio vi lascio fare a voi perché non la so proprio. Vabbè, anch'io sono anch'io perché era la mia prima risposta. Magari sbagliamo io e Se Sidoti. sbagliamo, Sidoti ci ha fatto il prime, quindi va bene così. Good Dai. choice. Ecco. Sì, no, ma io avevo solo paura perché il nome così, tra virgolette, mi poteva anche... Ho paura di tutto, vecchio, dopo positivamente, sono Sì, sincero. no, dopo positivamente, esatto, dopo positivamente dobbiamo cagarci addosso di qualsiasi cosa. Allora. Now that you've released the pressure, here's Sì, the sì, new amore, ti question. prego, dai. Oh, ok. Scusate. Quale di questi è un ascesso che si trova nel tessuto molle vicino alle unghie? Oh, madonna. Aspetta. Adesso vediamo. Ragazzi, ricordo gli aiuti. 25 secondi. Prendi un aiuto perché non lo so proprio. Qua, telefonata a casa? Fai pubblico. Sì, pubblico. Pubblico. It's now Perché dopo il pubblico non le sa più perché è mongolo come noi, cazzo. the right answer. Good luck. Adesso è tutto 10%, che è impossibile, però succederà. 45% patereccio. Vabbè, sì, La perché... C? Sì. Ci fidiamo, per 45% Era l'unica che potevo dare per buona. 45, cazzo, lo mettiamo? Sì. Sì, però 45-33, sì, è un buon dislivello, ma non troppo grande. Verità No, su io, 4. io avrei messo anch'io la C, personalmente. Ok. Dal lavoro che faccio, diciamo che qualcosa mi dà. Yes. You are in good shape. Ragazzi, 20.000 euro. Se non le sappiamo, proviamo tutti gli aiuti e caro ci fermiamo. Veniamo così possiamo sbloccare le altre domande. Catroia, però. Will you be able to answer this new question as well? Questa era Sal Prof. Vediamo. Qual è il nome di Questa era il prof. Dai, prof. Boh, non lo so, non so neanche cosa sia. Non so minimamente, non Non ho ho idea. idea. Cazzo. Abbiamo più secondi anche. Chiama No, io la cambierei. Cambiala, dai. Facciamo i fighi, facciamo che chiamiamo a casa come quello che ha vinto il milione, chiamato Sì, a casa per dire sulla sì. parte ha vinto il milione. Prof, devi sapermela questa, però. Per me era Clancy comunque. Non la so proprio. Per me era Clancy. Infatti, vedi Clifford, benissimo. Dio. Mi piaceva Clancy, un bel nome. At the pace you're going to make short work Ancora romanzo, basta. Come si chiama la signora Dalloway nel romanzo di Virginia Woolf? Io, ma cazzo, non lo so. Constance. Ragazzi, abbiamo l'ultimo aiuto. Che poi Madonna, non ho idea. Chiama. Sì, ma neanche lo senti tu. Adesso ascolta un attimo. calling someone. Sì, lo sento. Era quello che mia nonna che chiama, no? Okay, Vediamo. let's go. Allora, intanto chiamiamo Eva, che mi dà l'idea di una che è bravetta. Vai. Eva. Eva. Sì. Vai, vediamo. Grazie che qualcuno ha fatto qualcosa. Tell me everything, but only if you go as far as possible. Muovite. Qualcuno ha donato €1. Grande Kumestos. Grazie Concord. Dopo La- leggo. Clarissa. Lei dice A. Era molto sicura anche. Ma siamo all'aiuto o no? 20.000, non possiamo andare giù da 20.000, no? Non lo so. Non lo so, vecchio. Via no. Ragazzi, era molto sicura la collega, cioè, io proverei Clarissa. Anch'io, pensa che ho detto anch'io Clarissa, pensati. A caso proprio. Final. Vai, anche Morgan dice A, dai. Dai Morgan, vai Morgan, ti prego, regalami un sogno Morgan. Time to E anche Eva, che dopo Iva me la... Dai, Sì, e si gode. Grazie Concord Sidoti. Non ho letto cosa ha scritto Sidoti sulla donazione. Ecco, cominciamo bene. Una roba ti da fare, Bode. Sì, ma non è in minuscolo, cioè... Sir Waller Raleigh preferisce quale monarca inglese?
Sir Walter Rachel inglese. Morgan? Abbiamo 43 secondi. Io però mi fermo, ragazzi, se non la sappiamo, non vado a caso. Voglio soldi. Soldi, infatti. soldi. Dovete essere sicuri al 100%. Dopo c'era sul Streamlabs. Dopo la guardiamo. Ragazzi, o ce ne andiamo o il prof. Mi verrebbe da dire Elisabetta. Anche a me però troppo scontato. devi essere sicuro, però. No, io mi fermerei. Che a me verrebbe dire Elisabetta, sinceramente. Però mi sembra scontato, sinceramente. Vabbè, fermiamoci allora. Io avrei detto Vittoria, ma solo per il fatto che mi piace il nome. Ah, non me lo dice? Ma no. Ma sei uno stronzo, Ma però. no. Bene, adesso resterò col dubbio. Ma il microfono? Guadagnati? Lo so, è dura. Ma il microfono? Adesso guarda se è quello della cam o quello del... ma non sono collegato. Non sono collegato su Discord con la cam, quindi è impossibile. Ok, perché ogni tanto... vabbè, ragazzi, tipo adesso. Era uno dei corsi. Vabbè. Bravo, non lo sapevamo. Elisabetta, non lo sapevamo, vabbè. Mm. Vabbè, ragazzi, ascolta. Avrei sparato a caso completamente. Proviamo a fare. Possiamo sbloccare, dai. No, ancora, ma ancora no, Star Wars. Proviamo facile o secondo voi è meglio fare normale, quindi quello difficile? Rimaniamo su normale? L'ho fatto adesso. Normale. Normale. Ok. Ancora, no, potremmo sbloccare cucine anche no. Calcio, manga o Disney. Però io vorrei Star Wars, manca ancora un po'. Aveva Star Wars, magari ne fa solo su quelle, anche su No! quelle video figo, però. Vabbè, giochiamo e vinciamo, cazzo. Dai. Io voglio andare perché a Giulia ama svagarsi. Quindi, ragazzi, avete già capito. Comunque ringrazio. Giulia è stata brava, Giulia. Ringrazio tutti, non so di cosa, ma vi ringrazio. Beh, concorso Sidoti è partito in quarta. Sì, Sidoti è partito con donazione e abbonamento così. Adesso ricordiamo che c'era anche il Bode a fare le live, quindi anzi la prossima forse la farà proprio il Bode sulla letteratura, così impariamo a giocare dopo il milionario. Ovviamente, cioè ovvio che voglio Morgan in live con me se devo fare una roba del genere. Vabbè, ma Morgan, ragazzi, pippotto duro per Morgan. Vai, prima domanda. Quale colore va mescolato al rosso per ottenere l'arancio? Beh, giallo. No? Presumo il giallo. Cazzo, però questa è la sala guidotto, cazzo. Giallo e arancione fai il rosso. Sì, anche secondo me. O il blu? No, blu no, il blu no. No, blu e arancione. No, il blu e arancione. Fa un cazzo. Fiori, però, giallo? Ok, perfetto. Sì, no, vecchio, dopo positivamente, abbiamo paura. Sì, giusto, bravo, hai ragione. Ricordamelo perché ogni tanto me lo dimentico. It's time to discover the right answer. Ok. Okay, let's take a breather and go on to the next one. Sì, next. Scusate. Quale di questi elementi si può trovare di solito sotto una chiesa? Vabbè. Io qua dico già B, però lascio anche a voi. Per me è B. Elementi? Per me è B. Sotto una chiesa. B di Bode. B di Bode. Un coro puoi trovare sotto una chiesa. B di Bode, hai visto? Perfetto. Bene, sì, dai, avere la cripta, ragazzi. No, l'altare, poi dice la parola stessa, altare. Giusto. Altoare. Perfetto. La strada per il milione continua. Un milioncino così. Sì, let's keep. Scusate. Nostradamus era famoso per le sue, secondo me, non profezie, assolutamente. È l'unica che non è. È l'unica che non è. Esibizioni doti da gioielliere, ragazzi. Soprattutto. Vabbè, dai, andiamo avanti veloci qua. Soprattutto. Dai. Che poi Nostradamus deriva dal polacco che significa Bode grande uomo. Vero, lo sapevi? Sì, proprio quello. Perfetto. Sì, tesoro, sei bella come il sole di giorno, dai.
Good luck to you for this new question. No, aspetta, questa la devo sapere. Perché il romanzo sono le cose che mi piacciono. Un romanzo di Agatha Giampaolo Cristi. Si intitola Assassinio sull'Oriente Express. Assolutamente. Sull'olandese volante, soprattutto. Sul Titanic. Sul Titanic. No, vedi, perché io amo un certo tipo di robe. Questi mi piacciono, per esempio. Is that your final? If this Vabbè, perché era semplicissimo, questo la sa anche un deficiente, però... it's the correct answer. Crazy Kume. You pulled it off. Tanto guardo un attimo, ragazzi. Piccolo Amedeo. Ciao, piccolo No, Amedeo. il piccolo Amedeo, signori. Un attimo che voglio vedere cosa sta combinando il Monza. Adesso vedi 8-0. Good luck to you. Ancora il pifferaio magico. Avete rotto il coglione con il pifferaio magico. Avete rotto il cazzo. Sì, sull'olandese volante sei stato stupendo. Immagino già. Ragazzi, il Monza ha vinto 2-0 comunque. Beh, Ratti, no? Sì, Ratti. abbiamo detto prima anche sulla cosa. A is going to be the right answer. I can feel it. You had to make a choice. That's my Sale il piccolo Amedeo, ragazzi. Final answer. Quanto me lo godo il piccolo Amedeo, uno degli uomini più perfetti del Longibov. mondo. Intensivo. Buono. Well done. Venezia Cittadella, ragazzi. Mamma mia, contro i Padovani. Mamma mia, contro Tognin, cazzo. Contro il Tonio. Tonino. È Padovano, Tonio. Good luck to you for this. Good luck, good luck. Quale leader era noto con il nome Il Duce? No, Fiori. Di Duce, no, Fiori. Questa, ragazzi, ci dissociamo tutti. Mi dissocio. Questa non è vera. Quale leader era noto con il nome Matteo Renzi? Matteo Renzi. No, Bezos non sta succedendo quello No, che no, stai vedendo. non è così, non è così, non è così, non è così. Non è così. Pietro il Grande, accendiamo. Il comendone veneziano, ovviamente. Bezos non guardare, Bezos non guardare, Bezos non guardare. Answer together. Adesso vedi Ivan il terribile. Adesso vedi il ban diretto. Ok, domanda tranquilla di Paolo Di Canio, creata per Di Canio. Morgan giustamente. With this spread, Il gioco cosa si devo fa fare? man mano più duro, quindi tu sei bravo con le cose dure. Ok. Di quale parte solo della chiesa questo- è tipica la volta? Beh, la volta non è volta la volta, non è la porta, mi sembra. Sbaglio, o porta o tetto, mi sembra porta Non so, però. vecchio, io e la chiesa siamo due cose No, completamente distanti. no, quindi mi non lo so. sembra porta o tetto, però per me è porta. Ti prego, Non lo so. prof. A Il tetto. tetto, Ah, dice. ecco, vabbè, una delle due, me lo ricordavo. Però tetto, tette. Porta, devo scrivere porta. No, ma porca puttana, per me è porta, per me è porta. Io non lo so, io non lo so. Potrebbe essere entrambi. E fai 50-50. Porca puttana, adesso ho sbagliato. Mamma mia, che paura. 5 secondi, Fiori. take two incorrect answers. Per me è porta comunque. Se fa tetto e porta mi incazzo. No, tetto allora. Non lo so, non ho idea. E nel cielo tra quelle, però mi sembrava porta. Final, the choice That's my is final. La volta. You Vabbè. figured it out perfectly. Vabbè, dai, siamo arrivati comunque, siamo forti. Okay, let's take a breather and Un bel go on to the respiro, next one. che poi è più duro. Ok. Mi dissocio da me stesso. Concentrate. Here's a new question for you. Chi era il premier russo ai tempi della crisi dei missili di Cuba? Dai, cazzo, dobbiamo saperla questa. Dobbiamo saperla solo per solo per l'X-Men, vecchio. Solo per l'X-Men. dobbiamo L'arco c'è la chiave di volta, no idea. Dai, per me è questa. La B. Non lo so. Khrushchev. Non lo so. Vediamo il pubblico. Cioè, ti ricordi con X-Men? Erano gli anni 80. Appeal to the audience, who will vote now to have B mi dice qualcosa. No, per me è B, Morgan. per me è B. Per me è B. O Khrushchev o Brad. Per me è B, sono convinto che è B. Allora, 45%. Sì, devo andare perché sono sicuro, cazzo. Sì, vai. Dai, che il Cume comincia a far bene, adesso dice Stalin, no. No, Stalin la vedo un po' dura. Adesso vedi Stalin, no, me ne vado, I hope it is the right one. Io sotto subito ho sparato sulla B. Yes, madonna, vedi sta tornando il Cume. Sta tornando il Cume dopo tanti anni di buio. Bravo Kume, We believe torna. it. It's climbing quickly. Sì, quickly, sì. Quickly. Anche le ragazze mi dicono sempre quickly, sì. The game is Eh? off to a Niente, good lascia start, perdere. but you will soon get Lascia it. Here perdere. is a new question. Grazie per le 15 persone. A quale leader militare è associata la frase passare il Rubicone? Porca puttana. Porca vacca. Bisogna capire cos'è il Rubicone, non me lo ricordo.
Alessandro Magno, Annibale. Questa però è ma grave se non la sappiamo, però, Cioè, ti potrei dire Giulio Cesare così a Anch'io occhio. direi Giulio Cesare. Così a sinceramente. occhio, però vediamo gli altri. Giulio Ok, Cesare. confermano. Allora a sto punto siamo tutti su Giulio. Andiamo da Cesare. Giulio, vai a Cesare, Right vai. answer, and therefore C. Sono anche più fresco, si doti di noi. Cioè, sì. It's time to discover the right answer. Sì. Però ragazzi, sono sincero, ho paura perché dopo quell'errore là, così, la seconda domanda, cioè se mi chiedono quanti scudetti ha vinto il Milan, non lo so. Cioè. Alea Iacta Est, il dado è tratto. Sì, vabbè, era semplice in realtà, però siamo paurosi. Quale campo studia Grande portellone. le basse temperature? Le basse Quale temperature. campo studia la criogenia? Sì. Le basse temperature, secondo me. Adesso aspettiamo anche i prof. Aspettiamo Sidotti, aspettiamo tutti quanti. Per me le basse temperature. Ok, B, sì, vabbè. Sì, sono sicuro. Vedi, guardare Vanilla Sky aiuta. Let's go with B. So this is Riferimento al Malla così. Beh, non siamo molto... Dai, non siamo proprio stupidissimi. you've reached that threshold, the money is safe. 20.000, ragazzi, abbiamo ancora molti aiuti, Sì, ma la ragazzina qua ci sa fare. Mamma mia. Sta facendo il piedino al conduttore. Non Lui dire- le passa tutte davanti sotto col bigliettino. Non dire questa cosa. This new question is now waiting for you to be answered. Mi dissocio da quello che ho appena detto. Colors. Così mi dissocio. Di quale paese è l'imperatore Kublai Khan? Sicuramente Kublai. non... Um, Persia? Potrei dirlo anch'io, non lo so, dobbiamo pensarci. La ragazzina altra donna guadagna un altro aiuto. Tutti dicono Cina. Ci Non lo è- sapevo. Beh, alla Kublai non mi dice Cina, Khan No, infatti, un po' di più. eh. Però qua tutti dicono così. Beh. Ora, ragazzi, abbiamo tanti aiuti ancora, però Evidentemente lo sanno. Sì, tutti scrivono Cina. Oh, io mi fido. en route to the Di win. dromedario. Final answer? Yes, that's my You have final given answer. Bravi. the final answer. Secondo me siete bravi. It is the right one. Così sicuri vuol dire che lo sapete. Bravi. Gengis Khan era mongolo. I can get behind. Sì. Mi dissocio. No, scherzo. Okay, Questo è let's cinese, and giusto. go on to the next one. Hai ragione. Il Khan era campo giusto, Kublai mi ha fregato. Sì. Il Kublai Cos'è? davanti mi ha proprio portato completamente fuori. Ma Kublai dal nome sembra ungherese, cazzo. No, avevo detto persiano, pensate. Cioè, In quale giorno del mese romano erano le calende? le calende greche. Calende. Allora, Ce lo dirà Morgan questa. Forse la D? Cioè, le calende greche di solito si dice quando una cosa è lunga e eterna, no? Quindi penso l'ultimo. Io direi D. Ragazzi, No, che è vicina. Dicono che è vicina. Primo, ok. Perché si diceva per le calende greche per le cose eterne? primo, vabbè. Primo. Oh, abbiamo una chat comunque molto competente, Tranne i miei sì. No, dai, non dir così, dai, qualcosa ne abbiamo You know risposto. what, my That next will be my question final is, this is answer. your final answer. Let's hope it's the correct answer. You make it look Ok, ragazzi, siamo a... Sai perché si dicono le calende greche? Però Ragazzi, Aldo siamo... si dice per le cose eterne. Ragazzi, effettivamente. aspetta un attimo, siamo a 70.000. 70.000, Andiamo ragazzi. avanti, andiamo Sì, ho avanti. capito, però... Cioè, concentrazione. aiuti. No, due ne abbia, sì. answer this new question as well. Chi ha inventato la pizza puff? Pizza puff, vediamo. La pizza puff. No, ragazzi, questa la cambiamo. Cioè, impossibile, dai, pizza puff, chi sei? Gargamella, se non so. Non la so. Io la cambierei, sinceramente. Sì, cambia. Che che La, baffo è. la cambiamo, ragazzi? Ancora 3 secondi. 29, 28, Cambia. 27, switch. Non guardate su Google. The flip is No, true Google. in these kind of situations. Let's change the question. Let's change the question. Sport, neanche una? Ah, Jean-François Piega ha vinto 3 palloni d'oro. Peccato. No, non so cosa sia la pizza puff, sinceramente. Because here Qual era il nome della madre di William Shakespeare? Adesso quello della moglie, io cazzo.
Nadaway. Infatti, no, fiori. Beh, direi Elizabeth. No, Anne no, perché Anne era la mia moglie. Elizabeth, no. Boh, Mary? Non so. O Mary Elizabeth, così a naso. No, io Mary o Susan. Ah, Ce lo confermi, Morgan? se lo confermo perché siamo 70.000 ragazzi, guarda che devo andare, Morgan, se perdiamo ti inculo. Ti voglio bene però. I know the answer, and it's Così in simpatia. You absolutely sure? Lo so, Anadui era la moglie, sì, lo Nadaway sapevo era la anch'io. moglie, sì. Sapevo anch'io. Mary Shakespeare suona bene. Infatti, ma non penso che chiamavano Shakespeare di cognome, però se era la moglie, se era la madre. Infatti. Eh. go on to the next. Confermissimo, vai. Grazie caro, sei bello come il sole di primavera. Will you be able to answer this new question? Ti voglio un po' rispondere perché ho il delay. Ma, Chi è il protagonista? Dipende da te o dipende da No, noi? vecchio, la bisbetica domata. Oh, No, la ok. sappiamo questa. Beh, dovrebbe essere il mio campo in teoria. No, vecchio. No, c'ho un dubbio atroce. Il Bisbetico domato si chiama Elia in realtà, il protagonista. Ragazzi, se non la sappiamo, proviamo il telefono a casa. Anch'io avrei detto Elia subito, Ma quello è il Bisbetico domato gli fatto da cosa, gli fatto una presa per il culo praticamente. Questo Infatti. è di Shakespeare. Telefoniamo a casa intanto. Ma dovrebbe essere Petruccio però in teoria. Find on it. Chi è Petruccio? Quello sono le robe di Assassin's Creed del Petrucchio. No, Petrucchio, Petruccio. boh. Bassanio, no. Petrucchio. non direi. la sa nessuno, Petrucchio. I need your Anch'io direi quello. Going to do our best. Go on. Ah, dipende da te. Ok, va bene. No, perché fateci sapere se vedete qualcosa di particolare così noi sistemiamo poi nelle prossime That's live. what I'm here for. Io direi Petrucchio, I would sinceramente. say A, but Sì, no, Anche a me assolutamente. Petrucchio. Sicuramente no, Angelo Orlando. La A. No, per me non è. Io mi dissocio, No, 14 secondi. anch'io. Però io mi terrei soli, sinceramente, Andiamoci sciogliere allora. 150. Io avevo detto Petrucchio però. Dopo, andate a vedere ragazzi, visto che comunque tanto andiamo sul campo. No, non rischio. Andate a vedere perché per me era la C. Congratulations. Anche per me. Avete citato Assassin's Creed per informazione, io faccio di cognome auditore. No! Grande. Grandissimo. 500.000 abbiamo preso. Il più bello Assassin's Creed della storia, quelli con Ezio. Ragazzi, per riposarci un attimo, ne proviamo una facile. Ma perché no? Niente. No, ho paura che sono troppo facili. Quanto manca? Mancano 900 punti circa per Star Wars. Godo. 1 milione, vediamo il milione, dai, voglio arrivare al milione, cazzo. Ecco, era Sono giocare anche supereroi, cazzo. Ecco, era Petrucchio. Lo sapevo. Era l'idea. Ma perché era anche il nome più da bisbetico. Anche supereroi possiamo già sbloccare, Lo so, ma quando sblocchiamo Star Wars, dopo per un bel po', per un po' non possiamo più sbloccare niente. Cazzo, peccato. Comunque siamo in media con 12 spettatori, non pensavo sinceramente. Bene, grazie a tutti ragazzi. Sì, veramente, grazie. Siamo persone con problemi, però ci aiutate. Grazie. Chi ha voglia magari di partecipare anche alla chat volentieri, scrivete, non avete paura, ci fa piacere. Siamo 2 bambini un po' così, però va bene. Siamo 2 boomer maledetti dal... Our team of editors Sì. offers you a new question. Di che colore è la popolare pasta wasabi? Ma io odio il wasabi. Verde. Sì, ho Verde. capito, ma io tutto quello che non è italiano fa sul cazzo a me. E poi mangio salmone che comunque non è italiano. Cioè, nel senso, è norvegese, I know diciamo. the answer. È inclusivo, il Totto è inclusivo. Comunque la guidottina ci aveva scritto anche della domanda della chiesa, sai? Perché mi sente che guidotto. Ah, ok, perfetto. Grande. Grazie concorsi doti. Comunque ci sarà... Grazie. Comunque non vedo l'ora di Oh, raga, partire. siamo 93-91, abbiamo recuperato un parziale assurdo, Grande, aggiornami Grazie, cazzo sulla Dani. layer. Yourself and your acquaintances for Cos'è passato Oppure vicino alla scoprire Terra questa- nell'86? Il pene di Acius? Abbiamo mandato i 2 punti, ragazzi. Non so come abbiamo fatto. Siamo andati Beh, punti. io- Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Grande, signori. la cometa... 91. Grandissimi, la cometa di Halley però secondo me. Che dovrebbe essere la cometa di Alley. Io direi la cometa di Halley perché ha vinto 3 palloni d'oro la signora Paola Halley. Ok, perfetto. Sì, anche perché insomma è oggettivo che non può passare una stella, Sì, una meteo, vabbè. Oh. Una cagata. Oh, I can't È troppo, cioè per forza deve essere la cometa. Sì, la cometa Ma di sì, Alley. dai, ci arriva anche un bambino I can curioso. get behind.
Fede, ho visto che rimonta. Grande Reyer, cazzo. Ma siamo vabbè, This cazzo. new question shouldn't give you a hard time. Qual è l'unico cioccolato che non contiene cacao in polvere? Mamma mia, io sul cibo che se ne Cioccolato mangio. bianco in teoria. Anche se ne mangio cioccolato tanto. Bianco, vabbè, vi fido di voi, Cioccolato ragazzi. bianco in teoria. Sì, appunto, vedi. No, sono sincero che se la cioccolata mi piace tanto, io proprio nelle domande di mangiare, cioè proprio quelle che so meno anche di letteratura, anche di matematica forse. No, matematica forse no, però del cibo non so niente. Okay, let's take a breather and go on to the next one. Cine. The West people. I think we all agree that we can move on to this new question. Rembrandt. Mi dovrebbe dire Esatto, pittore? bianco solo burro di cacao. A me viene da dire pittore, ragazzi. Sì, scusa, ok, Rembrandt per me è un pittore, è perfetto, finalmente. Bene. Idraulico. Right answer. Idraulico. No, ma lo so, beh, dai, diciamo, storia dell'arte mi piace. That's It's my time to final discover answer. the right answer. You make it look easy. Beh, stiamo andando bene comunque. I took the time I needed, but at least the results are there. Sì, amore, sei bella come il sole di giorno. Here's a new question for you. Quale di questi è il nome di un fiore giallo? Primula può essere, no? Sì. Sì. Primula? Sì. Aspettiamo la conferma perché... Può essere, ai. Gli altri non mi cioè, mi sembrano nomi un po' così, sinceramente. Però, visto che uno si chiama Primula, gli altri hanno chiamati... Però mi chiama Primula, That sinceramente. will be my final The choice answer. is Non so perché ho sto ricordo della primula viola, non so il perché. Però vabbè, sarà giusto, spero. Ok. that threshold. Io lo so perché hai ricordo della Primula viola. Osaccio. In quale paese Benazir Bhutto ha ricoperto 2 volte la carica di primo ministro? Secondo me, io sono indeciso tra Sri Lanka o Pakistan, però a getto direi Sri Lanka. Secondo me. Benazir Bhutto. Dal cognome per me è Sri Lanka. Ecco Pakistan, porca puttana. Tra tutte forse avrei detto anch'io Pakistan, ma No, vado a caso. io sinceramente Sri Lanka, sono sincero. This That's is my your final final. Now it's answer. time to find out the correct answer. Io ho detto Sri Lanka. You both Vabbè. wrong. Comunque erano le due, sicuramente non Venezuela e Giamaica. No. Really, let's keep our streak going. Pakistan. Io a caso avrei indovinato, ma a casissimo proprio. The questions follow each other and are not alike. The proof with this new question. Ah sì, questa la so, la Lopecia. Sì. Cos'era Lopecia? Una cosa che non mi piace da dire, quindi la deve dire il Bode. Vai Bode. Sto dicendo adesso la perdita dei capelli. Sì, che Eh. poi non è la perdita dei capelli, ma in realtà è la perdita di tutti i peli del corpo, quindi purtroppo. Quindi. Brutta roba. You had Signore della Non è solo Croce la perdita per di questa capelli, domanda. purtroppo. Signore della Croce per questa domanda. Now's the time to see the light. No, non è proprio la calvizia, Sidoti, la Sì, è tipo collina, diciamo. È proprio la perdita completa di tutti i peli del corpo, quindi che siano sopracciglia, peli delle gambe, Sì. pubici, tutto quanto. quindi Anche il Bode è un po' solo pubico, è pubico il Bode. Able to answer Io sono this new pubico, question sì, certo. as well? Al 2020 quale città nel mondo ha più ristoranti stellati Michelin? Parigi, mi sembra. Figlia stesse, infatti. Sì. Direi Parigi, sinceramente, perché mi sembra che anche la nazione con più stelle, che è una vergogna, perché chiaramente la Michelin è francese, ma deve essere l'Italia. Però direi Parigi, sono quasi Però certo. sai che non so perché Kyoto mi messa là così. No, ma la Francia è quella che ne ha di più. Cioè, Sì. un po', se No, sbaglio- mi fido assolutamente, però non so perché Kyoto messa così là mi ha messo un attimo il dubbio, non so perché. I'm choosing No, sono sicuro, se sbaglio, ragazzi, prendo la responsabilità io. No, ma sono sicuro, cioè, 100% che hai ragione tu, però non so perché... Aspetta, però la città non vuol dire che sia per forza la nazione. Potrei aver risposto troppo velocemente. Perché non so perché Kyoto mi ha fatto venire... Infatti, ho sbagliato. This is not the Cos'è? right answer. Tokyo. Sorry. Tokyo, vedi, Kyoto, Tokyo, Let's visto put che ho detto things io, into vabbè. perspective.
Porto Gruaro, poteva essere anche Porto Gruaro, effettivamente. Ho sbagliato io, colpa mia, ragazzi. Colpa mia. Scusate. Vabbè, quante cose abbiamo fatto? Pochi. Mai detto comunque Tokyo, sinceramente, non l'avrei mai detto. Anche Carole, effettivamente. Anche Carole ha le sue stelle Michelin. Cambiamo personaggio. Adesso ragazzi, dobbiamo andare di politically correct, quindi andiamo con... sì, per forza, perché sennò dopo ci dicono eccolo che qua, siamo inclusivi. con George, eccolo qua, giusto? Grande. Anche Chung, dopo bisogna mettere anche perché sennò... Ara George, ara George. Arti antiche. Che cazzo fa George nella sua vita? Arti antiche. Cosa mi combini, George, con le tue arti antiche? Comunque ringrazio Sidoti, ringrazio Sidoti. Sidoti un pazzo, Sidoti. Ringrazio Francis for Coppola Sidoti. Che domani è venerdì, fioi. Perché non è sabato? Io sto finendo le ferie, quindi tra un po' ci torna a lavorare. È ancora peggio, cazzo. Quale parte di Pinocchio si allungava il pene? Vabbè, dai, naso. Io vi consiglio un bel film, soprattutto se c'è il malla. Pinocchio, molto bello. Molto bello. Ok. Well done. That was the right answer? This new question shouldn't give you a hard time, in theory. Chi fu eletto presidente del Sudafrica nel 1994? Io direi Wellington Mandela o Churchill, no, Churchill Mandela secondo me. No, non è Morgan Freeman, scusa. No, ma è seduto là Morgan prima. Dai Morgano, uomo libero, dai. Nelson Polei, ma non c'è Polei, ma cazzo. Paul non c'è da con l'amorosa Paul. Sta trombando, cazzo, hai ragione. Noi Paul. qua. Il personaggio di fantasia Tarzan è definito il re dei cieli, secondo me. Il re dei ghepardi. Vabbè, questo lo sappiamo, dai. Adesso vedi del mare. Sì. Aquaman. Bravo Malla. Grande Malla. Grande Malla. Che rimonta, vecchio. Che rimonta. Rimontissima, cavolo. Un'infezione sinusale interessa quelle parti del corpo, secondo me il fondo schiena. Sì. Le natiche, non c'è proprio le natiche. Vabbè, queste andiamo veloci, ragazzi, dai. Piedi, accendiamo. I'm choosing C. That'll be my final answer. Tutte così le voglio, cazzo, le risposte. Le domande. Grazie. Ok. Dai Giorgio, mostraci che sei anche tu un po' UEA, dai. A cosa corrisponde la V nell'acronimo DVR relativo a un dispositivo elettronico? Vecchio, se non sappiamo questa, possiamo andare a cagare tutti e due. Cosa corrisponde la V nell'acronimo DVR relativo? Io direi video. Nuovo di sì. Cioè ragazzi, no, se sbagliamo questa, però con 3000 Blu-ray sì, per me è normale, Morgan. Pensavo di sì. Video me la confermate, però, cioè, fioi. Siamo boomer, quindi ci può stare se sbagliamo. Cioè, tu hai DVR. Cioè, abbiamo 500 Blu-ray in due. Cioè, Ragazzi. Non risponde. Ragazzi. Video in teoria. Vecchio, se sbagliamo, giochiamo a Giulia che passione. Yes. No, video, dai. Però non è che la sanno in tanti, però questa, Forse perché tanti l'hanno per scontata e magari non sei sicuro che sia quella, però penso che tutti quanti avevano pensato a quella, insomma. No, io non posso leggerla questa. Io non la sapevo, Morgan. Io non posso leggerla questa. Qual è il nome del comunista salito al potere nel 1959 a Cuba? Vabbè, dovrebbe essere semplice, però non posso dire niente, posso solo... Aspetto voi. C. Fidel. Non posso dire, ecco. C. That's the right choice. That'll be my final answer. Non sono stato creato per poter dire queste cose.
Ok. Vai. And there we The game is getting tougher Fidel with Castro. this brand new question. Cos'è il Cuberdon belga? Anche chiamato cappello del prete. Io direi un formaggio. Io ho sensazione un formaggio, perché il Belgio è famosa comunque in quelle zone là per buoni Una formaggi. Spezia, Per me è il una formaggio. zuppa. Può essere, sì, Per me può è un essere. formaggio. Dopo lo direi proprio senza che cappello, la cappella Il sa di formaggio. Cuberdon. No? Bode. Sì, può essere. Sì, può essere. Aspetto conferme, se no bisogna un aiuto, Facciamo il pubblico magari. Ragazzi. Pubblico. By calling someone, you may be making sure you get rid of this. Ah, una caramella, dice Morgan. Okay, No. let's go. Ho sbagliato? Ma no, telefonato a casa ho fatto, ma puttana troia. Un dolcino. Una caramella, un dolcino. Ma no, ho fatto la telefonata a casa. Ma non ci voglio credere. Chiama Jennifer, la collega, così la moglie si ingelosisce. No, dovevi chiamare Jennifer. Sentila. Okay, snap out of it. Sono esperta di cose odorose di formaggio, vabbè. Oh, sti zitti, This time you're going to get me Aspetta di out of cappelli del prete. I'm counting on you. Oh, I have no. Non Nico è su- Gabri 99 dice caramella. Vedi, non ho nessun dubbio. Non ho nessun dubbio. Sì, l'hanno usato tutti quanti. Grande Nico, grande Nicolino Rosbif. We're going to say No, ho risposto, ho risposto a. No, ho risposto. You know Ah, what ecco. the next question is. Now it's time that's to my find final out the answer. correct answer. That's the one. Panico del cume. one more right answer for me. Ok. This new question is now waiting for you to be answered with flying colors. Che formano gli involtini Bretoni Sevin di Vitre. Che sposa, ma che lo coglione. Che forma hanno gli involtini Bretoni Sevigné di V3? Che cazzo è sta Secondo me è la B comunque. A piramide, a cubo, a triangolo. Secondo me è B. Non so neanche cosa siano, quindi. Cioè. La sensazione mi dice B. Pochi secondi ragazzi, per piacere. Se ne avrò Non ho di idea cosa pubblico. siano. Non ho veramente la pallida idea di cosa Pubblico. siano. Vai di pubblico. Audience, we need Non to ha idea hear nessuno. Neanche si doti, non hai idea di cosa sia. Per me è la B. and enter your votes now. Infatti. B. No, A coccarda. I'm choosing A. Madonna, proprio quasi a una mini. Niente, vabbè, ciao, notte. Ciao, Let's che roba hope là. it's the correct answer. All'unanimità. Sì, sicuramente la. Just Grazie, qualcuno ha fatto qualcosa. Non One vedo, One aspetta un right attimo. answer found easily. Or almost. Nuovo follow. Ciao, Screaming GM98. Gaming 98. Grazie. now that Sei un you bravo know ragazzo, the lo so già. answer, here's a O new ragazza, question. non lo sappiamo. Beh. Quale paese fu sconfitto dagli inglesi, tra parentesi pirati, nella battaglia di Azincourt? O Spagna o Francia per me. Cioè. Morgan, questa è tua, eh? Sì, beh, questa è tua, Morgan. Per me o Spagna o Francia comunque. Credo Francia, dice Cidotti. C'ho dal nome, poi so che. Azincourt. 50. Okay, take away two random wrong answers. Vabbè, dai, no. Francia, dice Nico. Ok. No more hesitating. I'm Sì, gonna sì, dai, say D. dal nome è sicuramente più Francia. Ho il dubbio della Spagna, perché comunque la Spagna con Casillas ha fatto bene quell'anno. Ok. Separava tutte le bombe Sì, della nave. sì, Ok. sì. That was the right answer? The answer. Awesome. Alan Iverson. Ah, guarda di 100 anni. Ok. The game is getting tougher now. Che ha vinto la with Francia. this brand new question. Vabbè, qual è il nome originale del muro del pianto di Gerusa Bode? È proprio il momento giusto per fare una frase del genere, una domanda su Gerusalemme proprio. Sì. Spagnoli dopati, ricordiamolo assolutamente.
Qua però voglio la conferma del maestro. Io non saprei proprio risponderti, qua sono sincero. Io direi orientale, ma sono sincero. D, punto di domanda, occidentale? Io direi orientale, fai te, che ben che siamo ciappai. No, io proprio non Cambiamo, saprei proprio. cambiamo. Usiamo l'ultimo aiuto. You use the flip. Guarda che hai pochi secondi, Sì, grazie che l'hai ricordato. Per me era orientale. Ah, no, occidentale, bravo. O occidentale o orientale, diceva Sidoti, infatti. The game is off to a good start, but you shouldn't stop there. A quale stato apparteneva la Finlandia tra il 1809 e il 1917? Megoglioni. Direi Norvegia io. O teniamo o passiamo. 4 secondi. Russia dice, tutti quanti dicono Russia. Anche io vedo Going Russia. to say A, okay? Sì, che coglione, è vero, per la Finlandia di là, giusto, sì, avete ragione voi. Adesso vedi Gran Bretagna. Discover the right answer. Sì, no, ma è vero, mi sono confuso io, avete ragione. You've reached that threshold. Confusa con la Svezia, forse. E grande Giorgio che tocca i 20.000. Giorgio sta dando soddisfazioni. Infatti se non la sappiamo, teniamo, Not alike. Che cos'è il Chihuanga? Vediamo come è scritto. Che ancora non lo vedo. Chikwanga. Una pasta di tapioca. Una torta alle patate dolci. Un piatto a base di platano. Un tipo di mango. Chikwanga. Abbiamo 40 secondi, Mi abbiamo verrebbe da dire tempo. un piatto a base di platano. Non mi so, verrebbe da dire. dire assolutamente nulla sul cibo. Sì, le domande sul Sono cibo... difficili, quelli difficili. Però non so perché a base di platano mi verrebbe da dire. Perché Chikwanga mi dà l'idea, non so. Abbiamo gli aiuti? Non abbiamo più niente, vecchio. Ah, abbiamo più niente. Allora no, tieni i soldi. Se qualcuno la sa, 17 secondi, ragazzi. Per me è una pasta. Di tapioca, vecchio, tapioca. La tapioca è un... Non so, cazzo. Tapioca è una radice della tapioca. Andiamo via. Ok, ma mi ispirava il platano, adesso sono curioso. Qualcuno la si può cercare di piacere, ragazzi. E Giorgio è felice. E Giorgio è Sì, felicissimo dei suoi concordo. 20.000. Concordo con... Per me era la pasta. Di tapioca. No, io non so perché il platano... Platano picchiatore. Ecco. Chikwanga, Urkwanga is a traditional brand of the Democratic Republic of Congo. Più massimo. Adesso andiamo. Banana sleeve, ok. Quindi cos'era? Ragiono io, il platano. Bravo, Boh, adesso devi vantarti? Sì, mi vantavo sì. Ragazzi, Bravo. finora il nostro record è 150.000 euro, Regio, don't panic, dice ciao Kuma. Ciao Regio, salutami, don't panic. Ciao caro. Okay, let's go. Don't panic, salutaci anche Regio però perché sennò rimane senza saluto. Guarda Massimo, guarda che truzzone Massimo. E invece Massimo? Sì. Are you ready La for the cassava e la manioca. Non lo sapevo. Beh ragazzi, in un teatro, come si chiama la piattaforma rialzata da quale gli attori si esibiscono? Vabbè, se non ti senti vecchio, hai fatto teatro per anni, dai. Non ho detto ancora la domanda. Vabbè, vecchio, dai. Palco e mettiamoci anche Palco? scenico. Cioè, dai. Palco? Dai. Let's go with A. final answer? That will be Oh, my I final can't answer. wait to see Podio, the correct soprattutto. answer. Per me è corte, sconta. Yes, Non si vede il bode, perché come faccio a metterlo? A brilliant Non lo so. executed success. Sono quelle cose tecniche che ci devi insegnare tu, Luca. Ma io posso mettere che si veda con aspetta, forse... no, spiegamelo. Nella fiaba la bella addormentata nel bosco. Cosa punge il dito della principessa gettandola in un sonno profondo? Una matita, secondo me. Un arcolaio in teoria. Moda in punizione, sì, mi hanno messo in Vecchio, ti punizione. chiedo un cespuglio di rose, vero? Una matita. La bella la punge il coso. Sì, siamo su Discord. Un fuso, un fuso. Ah sì? Davvero? Ah, sai che io non sopporto perché odio le tre stronze. Io odio quelle tre merde. No, non le sopporto, non l'ho mai visto. Siamo Io. su Discord, sì. right. Non l'ho mai visto. The right answer together. Io amo altri film, Pinocchio, Re Leone, Aladdin. Right answer. Ma proprio guarda, Io sono il La Bella e la Bestia. parlante del Kuma. non sopporto assolutamente quelle tre mongole di For a merda. whole new question. Ecco.
A posto. Quale di questi luoghi di Londra è una famosa casa d'aste? Oh cazzo. Harrods, però non è un robo di vestiti, no? Dico una No, cagata. Harrods è quello delle borse. Sì. The Globe, Madame Trousseau è il coso dei VIP, di Museo delle Cere, là. Non lo so. The Globe Ok, adesso provo, Malla. Sì, qui dice Morgan. Non sapevo, conosco solo Are you sure? Harrods, sinceramente. Now it's time to find No, Harrods è il negozio quello di borse di pelle, Sì, sì, sì. pelle, che poi... Madame Trousseau è quello delle Museo delle Cere, se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi. E The Globe non lo so. The end. I did a good job. Good blow job. Good luck to you for this new Non quest. c'è proprio questo. Questa sei tu, Bode. Cos'è il fandango? Originario della Spagna. Io so solo che è una casa di produzione di film. Sì. Ah, The Globe Theatre, ok. Un tipo di scarpa, un tipo di serpente. Io direi un tipo di danza, no? Danza? Sì, in teoria sì, Io direi il fandango è danza. la sì, Io direi è la danza. Aspettiamo la conferma. Ok, Sì, Cio, sì, ma con male, è dai. che è anche il nome di una casa produttrice spagnola. Di film. Appena dopo provo Malla. The That's my choice final is answer. made. Il piccolo Malla. Nato a Tarvisio, il piccolo Malla. That is correct. Buon, 2000 Dice euro. anche quel demente di Ligabue. Qual è la traduzione della torta Sì, mi tedesca ricordo. Schweinzalder Kirschtorte? Beh, penso Strudel, no? No, Strudel non è... No, Strudel è tedesca o austriaca? No, tedesca, austriaca, ma se la prendono anche i tedeschi. Torta bavarese? Non lo so, vecchio, mangiare non so un cazzo io. Torta bavarese? Faccio il Strudel, pubblico. Pubblico. Torta alla ciliegie, dice Morgan. Pubblico. The audience will Ma chi se ne vote. frega della torta della Schweizwalder Kirschtorte? Ma che cosa me ne c'ava? Cosa me ne c'ava della Kirschtorte? Schweinsteiger qua, cos'è che ha No, scritto in realtà Schweinsteiger? dicono torta delle... Tutti abbiamo sbagliato, Ah, ragazzi. Kirsch vuol dire ciliegie. No, mi hanno detto. No, ha sbagliato il pubblico. This That's is my your final final answer. all right. Let's find out the right No, stiamo scherzando, 64%. Prova a No, sentire. no. threshold. Well done. Giusto? Ma nel bosco ci sono le ciliegie comunque. O sbaglio? No, Bode? Non lo so. Come non lo sai? Posso mettere No, invece pausa? nel bosco ci sono le ciliegie. Vediamo un attimo, voglio capire se posso metterti in te perché siete con la tua faccetta, vinciamo tutto con la tua faccetta. Aspetta, Sì. aspetta un attimo. Allora, datemi un secondo ragazzi. Sono fuori dal Bode. Nel divertimento. Allora, vediamo. C'ho proprio stravaccato, ve lo dico, cioè... Scusate un attimo. Allora. Ma cosa faccio? Acquisizione. Allora. Forse prendi lo schermo di Discord e lo metti in piccolo la parte dove sono solamente io, non lo so. No, non me lo fa fare, eh. Cioè, io non... Cioè, non ce la fo. Se puoi magari spiegarmi un attimo... Cioè, perché io ho la schermata game dove c'è il gioco, poi posso aggiungerne un'altra, però non mi dà la possibilità di prendere la... come si dice, la schermatina del Bode. Vedi, sono anche le ciliegie, avevo ragione, cioè, ne sapevo la domanda, però qualcosa sapevo, non so cosa. Però. Ok, non avrei mai risposto quella lì. Aspetto il Malla, vediamo se mi può dire qualcosa al riguardo. Andiamo avanti intanto. Sì, ok, scusa. Vai. Qual è il nome del dottor Watson, l'assistente di Sherlock Holmes? Male. No, Fioi, mi credi che... Non è John Watson? No, James Watson, no? No, John. Per me No, è John. John. Secondo me... John, No, ma è diciamo. John. È John? Ah, ecco. No, perché, insomma, avevo questa a caso. John. Sì, no, Luca domandava a Marco se potevi spiegargli come mettere la cam da Discord con me. Perché non me la fa selezionare. Non so se hai capito ok. quello che ti ho chiesto, ma...
se hai capito sei bravo, perché non ho capito un cazzo neanche io. No, perché manco John, insomma, dai. Bisogna anche i coglioni, sinceramente. Are you ready to face the traps of this next question? Good luck to you. A quale del mondiale degli anni Pensavo si 80 chiamasse è maggiormente associata alla parola perestroica? Vabbè. Qua direi che possiamo andare abbastanza sul tranquillo, che è l'uomo dalla... come si chiama? Dalla voglia sulla testa. Cos'è? Qual è il leader mondiale nell'80? Maggiormente? È l'uomo dalla voglia. È l'uomo dalla voglia. Cos'è? Gorbaciov? Let's hope it's the correct. No, chiaramente la Thatcher. Got it right. Well Vabbè, se fossero tutte così, cazzo. I believed it to the end. I did a good job. Gorbaciov. be asked a new question. Dai, muovite, coglione. Quale personaggio di fantasia tiene una moglie pazza segregata in soffitta? Mm. Ragazzi, no Il grande idea. Gatsby dovrebbe essere. Jay Gatsby? No, mi sembra troppo facile. Io la cambierei, sinceramente, non mi piace, sta antipatica. O il Mr. Darcy, So, forse. let's change the Boh, non lo question. so. A flip lifeline Non lo so. well used. Cambia. Mm. No, Comunque Malla dice. Hai letto che ho scritto? sì, ho letto, però non ho ben capito, però... Will you be able Era. to answer this Ah, new Mr. question Rochester. Sì. Non so neanche chi sia. Come è detto il processo tramite cui si riempiono di malta le fughe tra mattoni o pietre? Beh, dai. Io direi di andare su stuccatura, cioè ti prego. Let's go for C. Stucco. You had to make a Ma non lo metti nelle choice. fughe, però lo stucco per ti preoccupare i buchi. Ah sì, lo so. Scusate, ho No, sbagliato penso io. io. No, dai, ma com'è? No, cioè, È giusto? sì, Ok. cioè, no, perché se sbaglio anche questa la vado a giocare veramente a Giulia che passione. Ok. Are you ready to face the Are you traps of ready? this next question? Casomai Luca ci sentiamo una volta tutti Sì. insieme, io, te e Sì, sì. Marco, e vediamo un attimino se hai possibilità. Sì. Chi scrisse il Magari ci sentiamo da romanzo Discord e- Delitto e Castigo? Delitto e castigo. Questa è Tolstoi. la sa il prof, Toy Story. Dostoevsky. Pushkin. Prof, Nabokov. prof. Io direi uno tra Tolstoi e Dostoevsky, però, to- cioè, almeno, forse Tolstoi, forse. forse No, ma non è un libro da Tolstoi. prof, Non lo so. prof, B, Dostoevsky. prof va di B. B di Bode. Sì, non è un romanzo da Tolstoi, infatti. È più da Buzz Lightyear, sì. That's my final You answer. have sì, your giusto. final answer. I hope it is the right one. Bravissimo, prof. Nice answer. I took the time to think and it paid off. Però troppi domande, sinceramente, troppe domande così, per carità, tutto rispetto per queste... The Però- game is off to a good start, but you shouldn't stop there. Here is a new question. Vabbè, questa penso sia facile. Quale opera di Noel Coward ok. parla Perfetto. di un fantasma? Questa la sa. Questa la sa il Noel Bode. Coward. La sa il Bode questa, lo spero? Quale opera di Noel Coward parla di un fantasma? Non lo so. Non so se te sapessi. No. Ragazzi, ci sono sempre gli aiuti. Morgan non ha idea. Fai aiuti. Facciamo telefonata. No, ho sbagliato, ho dovuto fare prima il 50 e Goldon, che so. Facciamo Pamela. Amela. Hello, Ecco sta Pamela. Massimo. Massimo? Amica d'infanzia. Massimo? Oh, To- yes. I'm really stuck this time. I think it would already be over for me if I didn't have you. No, ti chiamo perché sono da QS milionario. Aia, Non posso romperti i coglioni. senza troppa sicurezza C. Senza troppa sicurezza. Proviamo a fare anche l'aiuto 50. Let's take a Lei ha detto C, adesso andrà via sicuro la C.
dopo direi anche se non ce la facciamo di fermarci. No, ho provato. Pamela mi ha fatto molte pompe tanti anni fa. Proviamo. Mi dissocio. Bezos, mi raccomando, tu non guardare le nostre live. Grande Pamela, grande Pamelona. È l'amica d'infanzia. Adesso possiamo anche sbagliare, tanto rimaniamo a 20.000. Io direi che dopo questo possiamo anche chiudere, vecchio, siamo a 2 ore. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto i soldi per Star Wars, la prossima volta giochiamo con Star Wars. Come si chiama il primo bebè nato in Provetta? Ma che cazzo di domanda Oh è? mio Dio. Paolo Provetta? Come da veneziano, no? Sì. Possiamo andare a caso. Comunque una bambina fatalità. Viva il politicamente corretto. Come si chiama il primo bebè? Per me è Louise Brown perché è marrone, quindi sempre per il politicamente corretto. Ah, ok. No, io direi Jeanette Guthrie. Scegli la chat. Vai Morgan, scegli tu. Vai Morgan. Regalaci un sogno, regalaci il The Dream, Morgan. Dai Morgan. O Norman McCorvey, non lo so. No, è Louise Brown. Direi Jeanette. È Louise Brown, politicamente corretto, Fi. Ok. 9, 8, 7, 6. Vai, metti quello che vuoi tu, dai. Let's go with A. Ecco. Sì, lui aveva detto Norman McCorvey. That's my final answer. Mi ispira. Io a me ispira Jeanette Guthrie. Hai visto? Vediamo. Hai visto? È lei? Politicamente corretto, ragazzi. Giusto, ci sta. Vabbè, se non la sappiamo ci fermiamo, ragazzi, ve lo dico già. That I hope won't worry you. Quale di questi non è un poeta del lago? Mare. Vai. Ecco, perfetto. Marez. Quale di questi non è un poeta del lago? Vabbè, Robert Browning. prof. Solo se la Samuel sai. Taylor Collins. Solo se la sai. Parecchio buccio di culo. Solo se la sai perfettamente, prof. Anche il Malla Io che direi Robert Bowing. il Malla è esperto di laghi. Io direi Robert Browing. Non la so. Ah, prof. Vabbè. Ragazzi, ci fermiamo, O A o C, dice Luca. E non c'è la O però. No, dai, ci io direi Robert Browing. Ci fermiamo. Vabbè, non prendiamo 20.000 se lo facciamo. No, ma voglio stare 30.000, 10.000 in più, scusami, compro il computer. Okay. Ah, se compri il computer va bene, ok. Se volete, fai un mutuo per PC nuovo. Se volete finiamo la live con una facile, se volete. Vediamo se hanno ancora voglia di se volete dietro a due pazzi. Se volete possiamo fare una facile così, tanto per fare il milione, perché secondo me è facile, ce la facciamo, spero. Facciamo una facile, Morgan dice facciamo una facile. Ok. Facciamo l'ultima e poi per stasera direi che sì, stronzate ne abbiamo dette parecchie. Ricordiamo che sono sempre prove queste. E però ecco, se vuoi politicamente no, ma loro no. Quelli in sovrappeso loro possono essere insultati, giustamente. Ok. Concordo. Ok. No, perché quello sì, se una persona puoi dire grassa, Passione brutta. in cinema, questa è una parente di Luca, Passione in cinema. Dai, muoviti. Sì, bravo. Allora, che tipo di musica componeva Mozart? Rap. Trap, direi. Non c'è trap, però, che palle. C'è Tony, però. Ecco. Ho detto io dobbiamo chiudere la live perché... Ok. Vai, prof. Voglio il prof carico, Su cosa viaggia un treno? Io direi su... Però anche qua potrebbe essere Rotà e uno che ha problemi con la I. E la I moscia. Cioè, chi ha la I moscia? La I sibilante. È uno che è dislessico? Non so, un brufolletto sopra il naso che mi fa un male. Ecco. Giusto. Ragazzi, siamo forti,
Let's go for this. Io la Q moscia, e vedi, ognuno ha le sue cose mosce. Questa non la so, Ognuno- per esempio. Quanti sono i componenti dei Daft Punk? Non lo so perché non mi sono sui coglioni. Due. E adesso neanche uno perché sono divisi. Ci sono Due? stati- Sei sicuro? Due? Due. Non li sopporto, sti qua coi caschi, mamma mia. Madonna, che fastidio che mi dà. Your final? Oh, You have yes, made your that's my choice. final answer. La musica è finita con i Queen, ragazzi. Well, that was a really close call. Viva i boomer. Trust yourself and your acquaintance. In che sport si fa canestro? Beh, dai, non sono tanto difficile. Calcio? Per me è calcio. Tennis per me. Non c'è tennis. Beh, badminton non ci poteva stare. I would say C. Final answer. Beh, in un certo senso a golf fai canestro, perché That's my comunque... final answer. Vabbè, dopo questa parliamo di... non lo so. Di filomanzia. Ok. Got it. Perfect. We're making progress. Are you ready for this new question? Qual è la percentuale della superficie terrestre prossimamente coperta dagli oceani? Questa c'ho... No, bisogna vedere come sono, se sono facili o difficili. Beh, no, allora sì, dai. Direi B. Confermi, Acius? Porca, con questa mi hai steso, giuro. Giuro che mi hai steso. Grande, Il 70% grande. comunque dice. Sì, no, certo, però pensavo tipo 70, 71, 72, 73. Going to bet on Pensavo fosse così la domanda. Ok. And what will Yes, be your that's my final final Vabbè, se è answer. facile. Let's Penso che te la find metta out. Sì, per carità, però... Ti giuro. Porca, è stupenda questa. Quale parola indica l'insieme delle specie vegetali? Flora. Flora, dai, flora. Sì. Fauna gli animali, erbe sono quelle che ti spari tu, le verdure sono quelle che ti mangi tu. Mi dissocio tantissimo. Mi dissocio tanto. Mi dissocio. Final? That's my final answer. You have given your final answer. Now is the time to see the right one. You figured it out Ok. perfect. Dai, stiamo rilassando. Il becco è quello che... Nel chilling. Il becco è il maschio di quali dei seguenti animali? Di quello con la moglie. Sì, Un po', tigre, capra, anatra, mucca. Direi anatra. Sì. Oddio. La capra. B, la capra. Non la Perché? sapevo No, questa devi proprio. spiegarmela. È una bella bestia. La capra. Ma non è il caprone. Ma non è il caprone. No, questa è veramente, te lo giuro, volevo capire. Non lo sapevo. Ma non c'è tempo. No. Ah, Perché non è il caprone? Spiegami, prof. Vabbè, vado su capra, però pensavo veramente. I'm sure that it's B. Okay, we have faith. avrei detto mucca, ma più che altro perché il becco è il maschio della... No, la mucca sarà il toro, no? No, nel becco. Ah, ok, sì. Va bene, Era, no. era molto mirata questa, cioè era molto sottile. No, l'ho capita, sì. La sai tu questa? In che anno è uscita la versione live action del Re Leone? Mi sembra 2019 o 18? 19? Cioè, l'anno Ci vuole prima... il Malla. Ah, ok, grazie. Non sapevo. Aspetta, facciamo un aiuto? Pubblico? Io direi 19, però non vorrei sbagliarmi. Sì, anch'io 19. Potrebbe essere anche 18. Decided to appeal to the audience, who will vote now to help you. Aiuto da casa. Che cazzo, 30... Che sfiga, oh. Perché cosa dicono? È 35, 25 e 40. No, dobbiamo... Che cazzo. E allora ricordatevi A35, C40. Devo fare un altro, No, pensate. il 19, fai 19,50. Okay, let's take away two incorrect Io direi il 19, sinceramente. Anch'io, l'anno prima della pandemia. Perché si Ok. poteva andare al cinema, quindi sì. Ah, che coglioni che siamo stati. Vabbè. Going to- Due aiuti per sta domanda. Sì. Let's go. Mm. Are you sure? The choice That's No, my sì, final vabbè. answer. Sì, È guarda, facile, sì, per dire. sì, infatti. Of course. Well, I'm completely stuck here. Quali sono le date della guerra dei 100 anni?
L'abbiamo detta prima, fatalità con Morgan, però non le saprei dire sinceramente. La D? A o D secondo me? Secondo me A o D. La A forse. O A o Morgan, cosa D. tua questa? Morgan sta dormendo. No, ok. Ah, ok, vabbè, sì. Sì, ok. I have no doubt. No, io scusa, un professore, cazzo, se non, cioè, sono più tranquillo, No, sinceramente. durata 116 anni. Ok. Sì, è durata di più dei 100 anni. Con vittoria francese. Vecchio, quale di questi componenti non si trova in un computer? No, rispondi tu in un secondo. Casco perché è con i Daft Punk. Bravissimo. Let's go with D. Sarà molto difficile, però, eh? And what will be your Asco. Oh, I That's my can't final wait to answer. see the correct answer. Mamma mia, fioi. Well done. Ma domani è sabato o venerdì, ragazzi? Good news is E nemmeno a Napoli, giustamente. E domani è venerdì. Dove si raduna la linfa degli alberi durante l'inverno? Io direi nei rami, può essere? O nel tronco? Io direi rami o tronco. Io direi rami o tronco. Tronco, in teoria. La linfa degli alberi durante l'inverno. Non è quella che poi diventa la resina, no? Io direi o tronco o Il rami, tronco. secondo me. Il tronco. Tronco, Morgan ok. dice tronco, Buono. anche io vedo tronco. You have Sì, to- Però deve sì. essere quella che dopo diventa resina, no? In teoria, no? Okay, Che noi chiamiamo ambra. you had to make a that will choice. be my final Ok. answer. No, niente, stavo citando Jurassic Park. Discover the right answer. Vino ronco. Come la dici? Radici. You can't always win. Cioè, abbiamo sbagliato. Cioè, fioi? Sorry. Cazzo, radici. I could have done better, but No. Va bene, ragazzi. Bello. Vai, per Star Wars quanto mancherà? No, caso lo faccio io, magari. Fanni tu così li sblocchiamo tutti, vecchio. Star Wars mancano 200 punti, ok. Va bene, ragazzi. A sto punto torniamo un attimo nella nostra... aspetta un attimo. Non avevo letto radici, vabbè, tranquillo. No, io ero convinto che fosse nel tronco perché poi diventava tipo la cosa, no? No, non mi viene più il nome adesso, l'ho detto prima. La resina. Sì, devo Non mi sempre, viene il nome. devo sempre ristaccarla e riattaccarla, che due coglioni. Attento che non ti parta il microfono di quella. Sì, adesso lo tolgo. Ok. Forse adesso mi senti col microfono Col microfono della webcam, però ti vedo ancora in piccolino sotto. HD. Sei rimasto bloccato in piccolino sotto. Dammi un attimo. Ok. Guarda che bello, mamma mia. Aspetta un attimo. Ok. Ok. Buono, raga. Cosa... Beh, dai, alla fine ci siamo divertiti, eh? Sì, no, siamo passata. Un attimo, io lo cambierei Siamo passata. Siamo Sì. rimasti, cioè, siamo comunque, cioè, quasi mezzanotte, siamo in 5. Cavolo, veramente. È divertente fare questa cosa qua. Adesso, prima lo farà Luca, così, il Malla, così lo vedrete sul suo canale, poi lo faremo anche da noi, il Pop Garage. È carino, un giochino così, tanto per Ah passare il sì, tempo. bisogna Io non farlo, sono- cazzo. Non sono mai riuscito a finirlo, perché con 3 errori sembra facile, ma con 3 errori in realtà Io vi voglio in salutare un così attimo oggi. sbagli. In un attimo sbagli. Se tu avessi avuto anche la maglia della Raider era perfetto. Siamo in finale, siamo in finale. Speriamo bene col Cittadella, cazzo. Paura, Sì, Cittadella. cazzo. Mm. Va buono, ragazzi. Allora, ascolta, vecchio, adesso così, noi non abbiamo un programma ancora, ma secondo te quando ci possiamo... vuoi farla te, quindi nel senso della parte del Bode? Dimmi tu, si porta un gioco più, magari tipo, non so,
o cominciamo la stagione di PES o Fly Simulator, sono comunque giochi sicuramente che piacciono, magari non so se la chat, però sicuramente sono più seguiti su Twitch. O se no, dimmi tu. Adesso ci ragioniamo anche un attimino io e te, insomma, adesso un attimino. Ok. Oggi è giovedì, adesso magari ne facciamo una sabato se riusciamo. Ma Magari, sabato visto che dovremmo comunque farla, siamo però anche assieme. potremmo farla insieme, poi tipo Eh, giochiamo un po' a PES magari insieme. un'oretta, vediamo se Potremmo riusciamo fare un'oretta a fare qualcosa. piuttosto del campionato delle Master, possiamo fare amichevoli come abbiamo fatto da soli, e ci facciamo le due risate con le leggende. Ma adesso ci Sì, ragioniamo un ma attimo. può poi essere vediamo un'idea, un attimino. ragazzi, dopo vediamo, Sì, sì, insomma, sì, cioè, è chiaro assolutamente. che stiamo un po' provando, stiamo cercando di capire, per il momento i feedback non sono neanche brutti, perché comunque voglio dire, per essere la seconda live, cioè io vengo da un canale di 28.000 iscritti, però sono fermo da anni, il Bode è parente di Maurizio Alberghini, quindi metti le due cose insieme e crei qualcosa di bello. Ah, devo fare però la macchina del giorno, il modellino del giorno. Ah, giusto, prendi il Oh, modellino, vai. tu fallo, però tu se ti do un indizio, forse hai già pensato, quindi potresti farlo con i fumetti tu però. Sì, dopo quando li vedo a posto li faccio. Ok, va bene. Allora, oggi volevo portare una macchina, una monoposto, anzi. Vediamo. Eccola qua, questa che... Eccola qua. Eccola, Figli d'arte, scrive il Malla. No, non l'ho capita. Figli d'arte, non l'ho capita. Ecco ragazzi, oggi porto la Stewart del 1999, in questo caso è di Johnny Herbert. Una macchina che Ci da Benetton di Fisichella. ho sempre amato, questa monoposto per la livrea che è semplicissima, però vedere la trama scozzese, poi Jackie Stewart, ragazzi, parliamo di, insomma, non proprio l'ultimo dei piloti, un uomo di un'eleganza incredibile che se non sbaglio aveva problemi di dislessia, cioè è riuscito a migliorare col tempo, se non erro, però questa è una macchina veramente che amo. L'altra volta mi ha fatto vedere la Minardi di Mazzacane e oggi andiamo con la Stewart di Johnny Herbert e Rubens Barrichello. In questo caso è di Johnny Herbert, ecco. Ti piace Bode esteticamente? Sì, io per non essere un appassionato, come lo dico sempre, non sono assolutamente un appassionato, però mi piacciono molto le macchine. Sì, mi piace questo bianco così, mi piace molto. No, ma poi è proprio bella con la trama scozzese, è proprio bellissima. Sì. Prossima volta un'altra, ne abbiamo 280, quindi avremo tempo di Sì, vederle tutte. sì. Ecco. Pure la Jordan di Trulli dice. No, qua io ho la Jordan di Frenzen, che ragazzi Frenzen parliamo, però non posso, prossimo video, cioè prossima live, scusate. Che appunto ne ha 280, quindi. Dopo il Malla, visto che c'è il Malla, c'è Malla, volevo farti vedere la collezione di Blu-ray. Allora, adesso qua ho la parte diciamo dei singoli. Aspetta, su un casso. Ecco, no. Eccoli con i pop relativi. Poi ho qualche collector e altri Blu-ray sotto. E poi invece di qua ho altre collezioni. Rocky, con relativo pop, Ritorno al futuro, tutti i James Bond, Star Wars. Quindi come puoi vedere ho messo anche dei quadri con Rocky. Quindi come puoi vedere amo il cinema. Eccoci qua. Demon Hill sarebbe? Demon Hill? Sì, ce l'ho Demon Hill, sì. Ok, quindi un'altra macchina di un altro. Ti piace male qua ci siamo noi. La collezione? Ti piace la collezione? No, perché insomma, adesso chiaramente. Ecco, scusa. Il Malla è un esperto di cinema, quindi che piacerà. Domanda canonica che mi fanno sempre che odio. Film preferito? È impossibile. Allora diciamo. Cioè io ti posso dire le saghe, ma il film, ecco, come film singolo. Allora, uno dei più visti, incredibilmente, come film singolo per me è Vanilla Sky, un film che amo da morire. Vanilla Sky, sai chi si è abbonato? Oh, Matteoli96, grazie mille per il Prime. Grazie caro, grazie. Grazie mille, davvero. Siamo in finale. Adesso vedi tifoso del Lecce, toglie tutto. Speriamo fino nel doblette, Venezia in Serie A, Milan in Champions League. Vanilla Sky è un film che ha, grazie cara, ma io nel senso mi definisco
nel senso togliendo chiaramente dove le passioni, dove ne so anche abbastanza, però nel cinema è Sì, chiaro li che so, sì. è chiaro che tu sicuramente hai una competenza superiore alla mia perché hai studiato, quindi saprai anche cose che vanno al di là, però io penso di avere un buon gusto, quindi il buon gusto mi aiuta di solito a scegliere bene. Dopo è chiaro che tutti i tecnicismi sicuramente sono cose che si devono studiare e sarà sicuramente così. Però aspetta, spero di avere i pantaloni rotti, se del culo. Eccoci qua. Potrebbe essere una cosa figa in live, però. Eccoli qua. Eccoci qua. E niente, insomma. Ecco, devi capire una cosa, Marco, il Malla è un fan accanito di Tom Cruise, proprio un fan ragazzi, stiamo parlando di uno dei più grandi attori della storia che non ha mai vinto l'Oscar, una vergogna, doveva vincerlo o con... Ecco, Luca, finalmente hai trovato qualcuno che ti dà corda su No, questo. non è che è d'accordo, chi non pensa così non capisce poco di cinema purtroppo, cioè perché... Ecco, Morgan, possiamo andarcene. No, la prima cosa, Tom chi? Prima cosa, purtroppo l'unico, parliamo a livello estetico, ora a livello estetico, cominciamo tutte le sue sfaccettature, a livello estetico ha solo un po' la sfortuna di essere basso, ma come bellezza, il più bel sorriso di Hollywood, quindi parliamo già intanto il più bel sorriso di Hollywood come uomo, ok? Benissimo. Un attore che non ha mai bisogno di controfigure, si è allacciato a un aereo praticamente, cioè per fare una scena. Poi vabbè. Cioè, Scientology, poi possono salvarlo loro per quello. Ecco. Poi vabbè c'è Jerry Maguire, l'ultimo samurai, Vanilla Sky, poi il tuo film Body dove hai interpretato tu l'uomo della pioggia, cioè nel senso Lo sapevo io, socio. cioè ragazzi, ma anche i stessi Mission Impossible, che li definisco anche io comunque la brutta copia di 007, perché io amo 007, però comunque è uno stile suo che è uscito dai mitici telefilm che io sono appassionato dei telefilm di Mission Impossible, non so se ti ricordi, Bode. Sì. E quelli sono stati veramente stellari, ma è riuscito comunque anche là a creare un brand solo perché Tom Cruise, cioè ragazzi, nato il 4 luglio, bravissimo, cazzo, che pippone, giusto. Ma ne potremmo citare tantissimi, cioè ma il problema di Tom Cruise è che purtroppo... È quello con Beh, aspetta, sì, Eyes Wide Shut, cioè che la vabbè, colonna sonora, cioè, vabbè, lasciamo perdere, insomma, cioè, là proprio veramente andiamo su vette altissime. Però non è molto amato a Hollywood. Beh, poi c'è Top Gun, perché si dice Top Gun, che comunque l'ha lanciato, diciamo... Ricky Business, no? Anche sì, vabbè, però quello parliamo un po' degli inizi, cioè... Tropic Thunder. Però non è amato ragazzi a Hollywood, non è amato, quindi come lo stesso DiCaprio ha vinto perché col film peggiore secondo me, ma DiCaprio è stato odiato perché con Titanic si è incazzato, non si è neanche presentato agli Oscar perché fondamentalmente è stata così, cioè io me lo ricordo, quindi voglio dire, scusa, ma Brad Pitt, cioè lui ha vinto l'Oscar. Come produttore mi sembra, ma come attore non ha, cioè come attore non ha ancora vinto, ha vinto solo come produttore mi sembra. No, l'ha vinto adesso l'ultimo film? Con cosa? Sì, l'ha vinto come attore non protagonista, se non sbaglio. Fatalità, è strano che se proprio non ho seguito niente degli Oscar, sinceramente. No, con quello vedi però, Tarantino, no? vedi però prima da produttore però. Sì, prima da produttore, però se non sbaglio adesso ha vinto come attore non protagonista. Ok. Infatti, Sì, ho capito, però sì, ma è vecchio, ma è vergognoso. Beh, quel film mi è piaciuto tantissimo, ma è vergognoso. Cioè, cioè, voglio dire, ma... Secondo me è anche un film che, per carità, Brad Pitt per me è sempre Brad Pitt, però ne ha fatti molti migliori di quello. È il produttore di 12 anni schiavo, infatti. Sì, ok, sì, me lo ricordavo, sta vergogna, questa schifezza qua. Comunque Tom Cruise non capisco, cioè, come possa non piacere, veramente. C'è un attore completo, sa fare tutto. Sono gusti, chiaramente. Io per esempio lo sai, odio. A me piace, però non mi fa impazzire. Tu lo sai, io per esempio odio Angelina Jolie, che per me, cioè, certo. Cioè, come attrice è cosa dimostrato. Cioè, sì, per carità, certo. Anche la bellezza, ok, sì, sicuramente considerata una delle più belle, però cioè, non puoi tirartela così, cioè, non sei un'attrice secondo me così performante nei film per poter vantarti essere così sopra qualsiasi cosa, cioè, non
certo. non lo so, io la Sì, penso no, così. ci sta il ragionamento, sì, sì, Io la sì. penso così. Dopo dico su Tom Cruise, dico a me piace, non riesce, a parte Jerry Maguire che è uno dei miei film preferiti in assoluto, però non riesce proprio a, non so, non mi emoziona come altri Eh attori. beh, Daniel Day-Lewis c'è praticamente è il Real Madrid degli Oscar, cioè nel senso, Sì. praticamente c'è ogni film che fa vince l'Oscar, cioè, in proporzione, statisticamente forse è quello che ha vinto più Oscar in proporzione quanti film ha fatto, cioè non so, però è veramente un Sì, fenomeno. effettivamente su Tomb Raider guardi lei, effettivamente. Anche perché guardare il film è angosciante, parecchio. Sì, no, voi sapete, per me Angelina Jolie, cioè, se io penso a Brad Pitt lo penso con Jennifer Aniston, cioè proprio molto più bella, magari una carriera ne sa che attrice, però sicuramente come bellezza superiore. Sai che io ho un debole per la Jolie, quindi Sì, ma è sono troppo molto di parte. antipatica, vecchio, cioè è troppo Lo so, però antipatica, la rende non brutta il so. fatto che è antipatica. Sì, 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 per carità, non lo metto in dubbio. E poi vabbè, beh, ma vecchio, ma parleremo di cinema quando vuoi, perché ripeto, hai visto, insomma Ma anche il Bode. magari facciamo anche una live assieme, che si Sì, potrebbe fare qualcosa tutti quanti assieme, è una bella anche, giornata. anche il Bode c'è a 200 e passa Blu-ray, quindi voglio dire, cioè, che lui ne ama tanti. Il suo film preferito è Lo sa bene, Alessandro. Small Lion, Small Lion, famosissimo, no, Small Lion. sì, beh, Small Lion, cioè, Mhm. che è che non, l'Aniston, Di Tim Burton. dai. Ecco, dopo se parliamo di saghe, ovviamente, là possiamo stare 10 ore. Vabbè, sa che... Perché cioè, ripeto, anche se proprio saga sono 3 film, però ecco, la mia prima è sicuramente Ritorno al futuro. Poi vabbè, Rocky e Star Wars, diciamo, non contando James Bond come saga. Non è una Basta, saga, è no, un... silenzio, 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 silenzio. Io su 007 purtroppo non metterò mai bocca perché ho la mia idea. No, ma anche perché crollerebbe la live e tutto. Sì, 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 per carità, quello che volete, ma Mamma mia, no, quando faranno James Bond o donna o di colore, vorrà dire che avrò ragione io. sì, vabbè, sarà il momento che ne sono come cose di Star Wars. No, vabbè, cioè, su Star Wars, cioè, a parte che adesso io vi consiglio di guardare assolutamente la Bad Batch, che è il nuovo, che è, Trilogia favorita. è la nuova serie. Ecco. Allora, intanto sono 2 le trilogie perché non mi ricordo l'ultima. Esatto, Ecco, anch'io. intanto, perché, ecco, attenzione. Allora, diciamo che anche per l'influenza di mio papà, sicuramente di mio zio, chiaramente la trilogia classica è più incentrata su comunque il nome del film, cioè Guerre Stellari, quindi c'è magari forse una trama, tra virgolette, un po' più scadente, però quello che sta, diciamo, per i nerd amanti comunque di quel genere là è l'apoteosi e comunque l'impero colpisce ancora, rimane il capolavoro, proprio l'antologia, il film più bello assolutamente della... Ciao Simone, ciao Maz, ciao caro. Quindi l'impero colpisce ancora, rimane il più bel film di tutte le saghe di Star Wars, di tutte le trilogie. E invece la trilogia prequel è bella perché comunque c'è una storia che ti fa capire tante cose. Dopo anche là, secondo me, si poteva anche farla un po' meglio perché ci sono tanti buchi, tante cose. Però voglio dire, la trilogia classica rimane la più bella. A parte i 10 minuti di Rogue One, gli ultimi 10 minuti che forse sono la cosa più incredibile della storia. Cioè... Concordo. Però le serie TV, ragazzi, Clone Wars, Rebels e Bad Batch, il Mandaloriano, stupende. Va bene ragazzi, cosa dite? Che è già mezzanotte. Grande il Malla. Mi stavo appassionando questo discorso, vabbè. Ragazzi, dai, ci sentiamo. Sembra che è bello fare una stream insieme, sai, le stream di squadra. Col Malla, così lui ci insegna che tante cose e magari parliamo un po' di film. Oh no, cosa dici, Bode? Potrebbe essere una cosa Sì, interessante. assolutamente. Cioè. Eh, Sì. Guardale Morgan, poi ci dirai Tu cosa Bode, però parere. se non hai visto Clone Wars, Rebels e Bad Batch, la vedo dura. Cosa? La Bad Batch, che c'è la serie TV di No, ma infatti non la sto ancora guardando proprio perché non avendo visto quelle non vado neanche a però infigolarmi è bella la Bad Batch.
Lo so, guarderò, casomai vedrò di trovare un modo Ecco, per vi, guardarle. vi insegno una cosa, quando il Bode fa così è perché è stufo di noi, quindi non vedo andare via. Perché la fa... No, no, in realtà no, in realtà no. E niente, dai ragazzi, dai, allora, grazie a tutti. Va bene, ma sì, ma ce la facciamo, volentieri, assolutamente. Sì. Anche perché mi piace poter parlare con gente che ne sa e è esperta, insomma. Raga, un abbraccio, grazie ripeto a tutti quanti, proprio anche addirittura chi si è Sì. fatto il Prime, veramente non ho parole. Cioè, Veramente, sì, veramente. Non ce l'aspettavamo non ho proprio. parole assolutamente. E la prossima live probabilmente sarà o insieme su PES o comunque insomma penso un gioco, sarà più incentrata sul gaming la prossima. Sì, probabilmente sì, Presumo, probabilmente dopo per carità il Bode che decide perché sono solo un comprimario. sì. Come sempre vi saluto, vi abbraccio, ma l'ultimo saluto è sempre Ciao, ragazzi. del Bode. Sempre quello. A 32 anni, sempre quello.